Ascoltatori di Tele4 e benvenuti a questo appuntamento con Sveglia Trieste. Dunque, come sapete, da ieri abbiamo un po' rivoluzionato lo schema della trasmissione, nel senso che nella prima ora leggeremo assieme Il Piccolo e il Corriere della Sera. Dalle 8 alle 9 ci sarà il primo ospite, dalle 9 alle 10 il secondo ospite, ma per tutta la durata della trasmissione, a partire dalle 8, saremo in diretta con varie zone della città. Quest'oggi, come del resto anche ieri, l'inviato sarà Marco Stabile. Allora, gli ospiti invece saranno Marino Andolina dalle 8 alle 9 e poi manteniamo al venerdì l'appuntamento, con la storia assieme a Zeno Saracino quest'oggi, con il quale parleremo delle marine. Il numero di telefono a cui intervenire è 040 977 8910, ripeto 040 977 8910, mentre l'indirizzo di posta elettronica è sempre svegliatrieste@tele4.it. Allora, intanto possiamo vedere la prima pagina del Piccolo, che come potete vedere dedica la foto centrale al piano comunale per le palestre. Subito sotto il titolo: la setta accende i riflettori sulle violenze dentro ai CPR e via libera del governo sloveno ai rincari sui costi della vignetta. Ancora la cronaca di spalla: una strada più lunga riservata ai pedoni per arrivare a Canovella, riapre a Barcola dopo 4 mesi il pub Big Ben, condannato a 8 mesi l'uomo che al Maggiore aggredì un'infermiera. Per quanto riguarda invece lo sport, l'ex Frosinone Salvini verso l'incarico di nuovo direttore generale della Triestina. Il grazie degli alluvionati ai volontari della regione, 1 centinaio le persone coinvolte, le voci delle popolazioni colpite. Questo è un reportage che il Piccolo dedica appunto alla missione della Protezione Civile regionale in Emilia e soprattutto in Romagna. Ancora, von der Leyen sui luoghi del disastro, siamo con voi. C'è un gradiscano che salva i libri come Indiana Jones dal fango di Forlì. Silenzio in mare per tutelare i grifoni, questo succede a Cherso. E poi un appuntamento con Storia, che si svolge a Gorizia, sessismo e sport spiegati da Simeoni. Andiamo invece a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, sotto il titolo: il delitto di Garlasco, Stasi da 4 mesi al lavoro esterno. Poi c'è un'intervista con Marco Morricone, mio padre Ennio, fuori classe umile. Magari leggeremo poi anche assieme. Il titolo centrale del Corriere, il titolo di apertura della prima pagina del Corriere della Sera riguarda invece le nomine RAI. Scontro e dimissioni. Scelti i direttori dei notiziari, CDA diviso, Soldi contraria, Annunziata lascia l'azienda, scrive in una lettera sbagliato l'operato del governo. Devo dire la verità che in rete ci sono anche delle polemiche su questo. Di spalla, alluvione, gli aiuti, von der Leyen, l'Unione Europea è con voi, noi e Mosca, pacifismo senza parrocchie. Poi nella foto centrale vedete un momento di una festa per il compleanno di Henry Kissinger. Henry Kissinger ha compiuto 100 anni, è il diplomatico statunitense che nel bene e nel male ha orientato le svolte del Novecento, scrive il Corriere della Sera, ed è, va detto, molto più lucido di parecchi altri. Anche per quanto riguarda l'Ucraina ha sostenuto delle tesi già dal 2014 e forse se si ascoltava lui più che Nancy Pelosi, magari certe situazioni non si sarebbero verificate. Il Corriere della Sera dedica 2 pagine al compleanno di Kissinger, premio Nobel per la pace nel 1973, e anche ripropone quella storica intervista, per certi aspetti andata male, che gli fece Oriana Fallaci.
Per quanto riguarda invece la nota di Massimo Gramellini, la leggiamo perché vale veramente la pena. Un piccolo quiz. Marco Santacaterina è uno studente universitario che nei fine settimana consegna pizze a domicilio per conto di un ristorante del Vicentino. Giovedì scorso vede al telegiornale le immagini dell'alluvione e rimane colpito dall'album fotografico di un bambino che va alla deriva in mezzo al fango. Sente l'impulso di rendersi utile, contatta i volontari di Cesena con la promessa che andrà ad aiutarli nel prossimo weekend. Tutto emozionato, scrive al titolare della pizzeria per informarlo della cosa, consapevole di non arrecargli un grave danno dal momento che il datore di lavoro ha altri 2 fattorini al suo servizio. Secondo voi cosa ha risposto il titolare? A. Vengo con te. B. Fai bene ad andare, non preoccuparti per noi, ci sono solo 2 giorni, ce la caveremo. C. Sei un buffone, mi fai ridere, vai pure ad aiutare, io mi troverò qualcun altro, bye bye. Temo, scrive Gramellini, abbiate già intuito la risposta esatta. Ora mettiamo pure che tra quel ristoratore e il suo rider ci fosse un'antipatia pregressa o che per quel fine settimana la pizzeria avesse già ricevuto ordinazioni di margherite e 4 stagioni dall'intera provincia di Vicenza, ma che dico da tutti i capoluoghi del Triveneto. Però quanto deve essere triste e arida la vita di un uomo che dà una risposta simile e che poi la mette in pratica, licenziando in tronco Marco Santacaterini per eccesso di generosità. Va detto anche che questa vicenda, che non ha bisogno di commenti, per certi aspetti si chiude anche bene, perché il ragazzo ha ricevuto già 3 proposte di lavoro, per cui insomma c'è qualche cosa di buono anche in questa vicenda piuttosto squallida, per dire la verità. Allora adesso torniamo alla lettura del piccolo, leggeremo le pagine interne. Prima però, già che ci siamo, diamo anche un'occhiata al meteo. Per quanto concerne la situazione generale, l'anticiclone delle Azzorre rimane centrato sul vicino Atlantico, permettendo infiltrazioni di aria temporaneamente fresca da nord verso le Alpi, che favorirà, specie quest'oggi, una certa instabilità atmosferica. Per oggi dunque di mattina cielo in prevalenza poco nuvoloso, temporaneamente variabile, nel pomeriggio sulla zona montana nuvolosità variabile con probabili rovesci e qualche temporale che potrebbero poi interessare anche la pianura e con minor probabilità anche la costa. Sulla costa in serata riprenderà a soffiare la bora. Per domani, già che ci siamo, di notte e prima mattina possibile residua nuvolosità a ovest, poi in mattinata cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio probabili annuvolamenti specie sulla zona montana, non si esclude qualche rovescio sul confine col Cadore. Su pianura e costa prevarrà il sereno, sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata, a tratti anche sostenuta nella zona di Trieste. Già che ci siamo, anche domenica, di mattina cielo sereno poco nuvoloso, in giornata velature, sulla zona montana variabilità con la possibilità di qualche locale rovescio, specie al confine con il Cadore. Andiamo allora alle pagine interne del piccolo, si comincia con il reportage sulle zone dell'alluvione dell'Emilia Romagna interessate anche dagli aiuti da parte della Protezione Civile regionale. Dal Friuli Venezia Giulia l'aiuto ai territori distrutti dalle alluvioni, a Forlì con i volontari della nostra Protezione Civile impegnati nelle operazioni di pulizia e ripristino. Federica Riccardi sul posto, qui per ringraziare uomini e donne in prima linea nelle emergenze. C'è poi questa storia di Luca, scrive l'Indiana Jones di Gradisca, proteggendo la cultura salviamo un pezzetto di mondo. L'operazione di recupero dei volumi raccontata da Moro, istruttore al Museo Winkelmann di Trieste, era tutto invaso d'acqua, siamo stati costretti a camminare sulle stesse opere da tutelare. Allora, fa parte della squadra dei 9 Indiana Jones della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia impegnati in queste ore nella corsa contro il tempo per salvare i tesori sommersi di una Forlì travolta dall'alluvione. Luca Moro, 60 anni di Gorizia, dipendente del Comune di Trieste, dove lavora come istruttore culturale al Museo Winkelmann, ha seguito con una decina di colleghi della squadra comunale di Gradisca il corso specialistico per questo tipo di interventi che appunto
come il noto archeologo interpretato al cinema da Harrison Ford, consistono nel mantenere in salvo opere prestigiose. È un'operazione che si preannuncia lunga e complessa, racconta Moro. La biblioteca era invasa dall'acqua, qui parliamo del seminario del quartiere forlivese di San Benedetto. Dice: inizialmente eravamo costretti a camminare sugli stessi libri che cerchiamo di salvare. Si tratta di riuscire ad aprirsi una sorta di sentiero sommerso per poi recuperare i volumi uno ad uno. Magari non salviamo vite, ma salvando la cultura salviamo un piccolo pezzo di mondo. E queste, insomma, sono cose di cui bisogna essere fieri, perché anche quando muore un libro, quando muore la cultura, non muore certamente una persona, ma muore anche una speranza di futuro per le persone. Quindi in bocca al lupo e complimenti a Luca Moro e a tanti altri che come lui in questo periodo si danno da fare. Volevo dirvi fra l'altro che se volete intervenire già adesso, prima ancora che vengano gli ospiti, potete farlo. Mi pare che ci sia già una telefonata, per cui sentiamola. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Sì, volevo sapere se c'è, non ho sentito qua nel voto telegiornale, se c'è lo sciopero degli autobus. Sì, ne abbiamo già parlato, credo, anche nei giorni scorsi, colpa mia che non l'ho detto subito. Scusi, ma sono un po' sorda, non sento bene. No, dicevo può che... parlare un po' più forte. Dicevo che lo sciopero c'è, è colpa mia che non l'ho detto subito, però è uno sciopero dell'USB, sono garantite le Trieste Trasporti garantisce le fasce consuete. Adesso giusto un attimo mi informo e poi glielo dico. Però lo sciopero è confermato, è uno sciopero di 24 ore, però ripeto, sono confermate le fasce garantite, quindi dalle 6 alle 9 e credo dalle 16 in poi. Comunque poi ve lo so dire perfettamente. Comunque lo sciopero è confermato. Pronto? Non c'è più? Ok. Allora, già che ci siamo, continuiamo con la lettura di queste pagine che il Piccolo dedica alla crisi in Emilia-Romagna, l'Europa appunto con la Romagna, von der Leyen tra gli alluvionati con la Meloni, ho il cuore spezzato, pronti gli aiuti dell'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri stanzia 8 milioni per Marche e Toscana. C'è poi anche, lo sottolinea la segretaria del Partito Democratico Schlein, la scelta del commissario deve essere fatta in fretta e ci sono un po' di polemiche anche su questo. Per quanto concerne il maltempo vale anche, ci sono problemi anche nel resto d'Italia, c'è stata una persona deceduta ad Avellino, in Piemonte e invece allerta arancione, eccolo qua, decisione sul commissario a giugno, assist di Bonaccini, Giorgia è seria, l'ira del Premier contro i governatori, contro i suoi governatori, pensate alla nomina mentre ci sono i funerali, si pensa dell'acqua Curcio e all'ipotesi dei 3 precedenti di regione, ma la maggioranza è divisa. I candidati, diciamo così, sono Galeazzo Bignami, vice ministro di infrastrutture e trasporti di Fratelli d'Italia, Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, commissario contro la siccità, e Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile dal febbraio del 2021. Sembra, dice Federico Capurso, che il nome Stefano Bonaccini si stia trasformando in un incubo per Giorgia Meloni. Tutti o quasi lo indicano come il legittimo commissario alla ricostruzione nei territori colpiti dal maltempo. Lei invece quel nome non lo vuole fare, né il suo né di altri, non ancora quantomeno. E a chi ancora evoca il presidente dell'Emilia Romagna, Meloni risponde a brutto muso: non è il momento. Persino i governatori del centrodestra, dice la Premier, parlano di Bonaccini come commissario quando ci sono ancora i funerali delle persone. Allora, andiamo adesso, facciamo un salto, passiamo al Corriere della Sera, vediamo
le pagine interne, la prima, insomma, la pagina 2 del Corriere della Sera riguarda le nomine RAI, il CDA è spaccato e c'è l'addio di Lucia Annunziata, sono stati scelti i direttori dei TG, la Presidente vota no, Annunziata dice non condivido il modo di intervenire del governo. Chi sono i prossimi conduttori del telegiornale? Chi sono i prossimi direttori dei telegiornali RAI? Chiocci va al TG1, ha diretto Il Tempo e ADN Cronos fino a ieri. Preziosi, Antonio Preziosi, vanta una carriera tutta interna alla RAI, a lungo in radio, vicino al Vaticano. Orfeo va avanti, è stato al comando dei 3 telegiornali, dal 2020 era già al timone del telegiornale della terza rete, quindi allora Chiocci, Preziosi e Orfeo. Dicevamo che la notizia più importante per questo insomma, diciamo, collegata a tutto ciò riguarda le dimissioni di Lucia Annunziata, la giornalista, un atto di serietà, non voglio una conflittualità permanente, al suo posto le ipotesi Costamagna e Bortone. Non condivido nulla dell'operato del governo né sui contenuti né sui metodi, in particolare le modalità dell'intervento sulla RAI. Riconoscere questa distanza è un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare, non ci sono le condizioni per collaborare, scrive la Annunziata, che ricordo della RAI parecchio tempo fa fu anche presidente. Non risulta, ieri qualcuno anche diceva che anche l'Annunziata sarebbe passata a Discovery, come già Fabio Fazio e la Littizzetto, non sembra, però insomma credo che non sia improbabile che per lei ci sarà qualcosa diciamo così, ci sarà qualche posto. Dall'America ai vertici di Viale Mazzini, i contrasti in TV, le altre dimissioni, la lunga carriera di Annunziata, le interviste dure, quando Berlusconi lasciò lo studio. Annunziata, fra l'altro, esordì proprio al Corriere della Sera. C'è tutta la storia anche personale della giornalista. Allora, 28 anni trascorsi dal debutto di Lucia Annunziata come conduttrice di programmi giornalistici della RAI, il primo del 95 è Linea 3, 46 gli anni da quando Annunziata è diventata giornalista professionista. La carriera inizia come corrispondente dagli Stati Uniti per il Manifesto. C'è anche un dato: nel 77 alla Sapienza contestò Lama e tornò al Manifesto con un San Pietrino. Sapete che la contestazione di Luciano Lama fu uno dei momenti più drammatici degli anni di piombo. Non c'è scritto però che fu anche presidente della RAI. Vabbè, insomma. Eccola qua, direttrice del TG3, seconda presidente donna della TV pubblica dopo Letizia Moratti. Volto della fortunatissima trasmissione in mezz'ora, diventata mezz'ora in più sugli schermi per 15 anni prima delle dimissioni di ieri. Vi ricordo tra l'altro che, per quanto possa sembrare strano, ma in mezz'ora è un format, quindi la RAI ha acquistato, se non ricordo male, una trasmissione di interviste. Vabbè. Allora, le opposizioni contro il governo, ma sui direttori il PD accusa il Movimento 5 Stelle, compatte sempre le opposizioni sul caso Annunziata, divise sulle nomine, i Dem la loro astensione, il Movimento 5 Stelle un brutto segnale. Il blitz della Presidente lontana dai nuovi vertici, il suo peso cruciale irrita la maggioranza.
Andiamo ancora avanti con le pagine interne del Corriere della Sera, andiamo ancora, saltiamo la pubblicità e poi insomma, nelle pagine più interne, insomma, quando siamo a pagina 8, il Corriere della Sera si occupa della questione Emilia-Romagna, l'alluvione in Romagna, anzi per essere più precisi, in volo in elicottero con Meloni, poi il viaggio a Cesena tra gli sfollati, caso Bonaccini, la Premier irritata anche con i governatori di centrodestra, l'abbiamo visto ieri, scusate, l'abbiamo visto prima leggendo Il Piccolo. Von der Leyen in visita nelle zone del disastro, attiveremo i fondi europei. 3 mesi per gli aiuti, serviranno 3 mesi per una ricognizione precisa, poi arriveranno gli aiuti comunitari. Il governatore va in pressing, il commissario va nominato il prima possibile, questo riguarda appunto la nomina del commissario. La gente la chiama la von der Leyen, la Presidente della Commissione scende dall'auto, sono venuta qui solo per dire Timbota, tieni botta Emilia Romagna. Marche e Toscana, stato di emergenza nei comuni colpiti, stanziati 8 milioni. Sulle strade 100.000 tonnellate di rifiuti, i detriti da smaltire sono pari a quelli prodotti in 10 mesi, al lavoro notte e giorno 200 mezzi e circa 1.000 addetti. Fra l'altro c'è anche da sottolineare, è quasi cinico, però tutto ciò avviene anche alla vigilia della stagione estiva, che soprattutto in Romagna è una stagione molto, molto sentita, quindi bisognerà vedere anche quanto della stagione estiva è compromesso e però anche, per altri versi, quanto in fretta riusciranno a recuperare. I vecchi sistemi di pompaggio non bastano più, a Conselice parte la vaccinazione contro il tetano perché poi c'è anche una questione igienica portata dall'alluvione. Idrovore anche dall'estero, la corsa per liberare i paesi dall'acqua stagnante. Ci sono anche i danni in altre zone, per esempio a Brescia è ceduto l'argine del Naviglio Grande, a Rezzato nel Bresciano più che a Brescia, e poi appunto maltempo in Irpinia, muore un 45enne in zona Avellino. Allora adesso passiamo alla politica estera e ai rapporti con la Francia. Sapete che i rapporti del nostro paese con la Francia sono sempre particolari, sono anche un po' litigiosi, però mi pare di capire che siamo in collegamento con la sala operativa della polizia locale, giusto? Buongiorno Mosati, spero mi senta, io la sento molto piano. Io sento benissimo. Quindi... Bene, buongiorno a tutti, felice giornata a tutta la città. Iniziamo con una notizia di ieri, ma so che magari qualcuno sarà preoccupato, per quanto riguarda la discesa a Grignano. La via di Grignano è libera già da ieri sera, ero perfetto. Sul posto, hanno finito verso le 20 di sfoltire e tagliare gli alberi pericolanti. Ci sarà ancora da fare, sono ancora un paio, ma sono fuori carreggiata. Diciamo la viabilità è stata ripristinata ieri sera. Tra l'altro mi sembra anche, commissario, devo anche segnalare, c'è stato un guasto ieri pomeriggio, sono stati tranciati dei cavi elettrici all'intersezione tra via Boveto e via Miramare. Purtroppo è saltato l'impianto semaforico in loco. Questa mattina verso le 8:30 dovrebbero iniziare i lavori di ripristino, avremo il nostro personale sul posto, perciò attenzione a chi deve transitare da e verso Barcola, particolare prudenza. Al momento il traffico, per quanto posso vedere, è scarso in tutta la città. Non abbiamo particolari interventi in atto, devo segnalare ancora per il pomeriggio sgomberi sulle rive per l'arrivo di navi da crociera nella giornata di domani. Al momento non avrei altro, eventualmente mi riservo di comunicare. Tra l'altro ieri, commissario De Grassi, mi pare che in zona Grignano eravate impegnati già nel pomeriggio, anche lì... Non sento più niente.
Non sente? Metto giù, un saluto a tutti. Sì, grazie. Dicevo che ieri la polizia locale era impegnata, credo assieme anche ai vigili del fuoco, in zona Grignano, in via Beirut, per un altro problema che aveva a che fare con un albero, per cui insomma è stato un pomeriggio diciamo contrassegnato da questo tipo di problematiche. Ripeto, i due alberi che ieri pomeriggio erano caduti uno sull'altro, fra l'altro, lungo la strada che porta giù, che porta alla baia dalla costiera, sono stati rimossi, è stato ripristinato dunque la strada già ieri sera, quindi non ci sono più problemi, però diciamo, la baia ieri pomeriggio è rimasta pressoché isolata. Allora, dicevamo dei rapporti fra l'Italia e la Francia. Il Corriere della Sera intervista la ministra degli esteri francese Catherine Colonna. Parigi ha una sola linea, l'Italia è un paese amico, sui migranti non esistono soluzioni nazionali. Stefano Montefiori inizia subito. Ieri il ministro Tajani e lei avreste dovuto incontrarvi a Parigi. Il 4 maggio. Ministra Colonna, lei e il ministro Tajani avreste dovuto incontrarvi a Parigi il 4 maggio. La visita era stata annullata dopo che il suo collega Gérald Darmanin ha criticato Giorgia Meloni e il governo italiano. Ora è lei a venire a Roma per incontrare Tajani. Cosa vi siete detti sul rapporto bilaterale? Il rapporto col ministro Tajani, risponde Colonna, è consolidato. Entrambi abbiamo pensato, visto che è stato così gentile da invitarmi, che sarebbe stata una buona idea incontrarci di nuovo di persona per parlare di molte questioni. Sono venuta a Roma nello spirito del Trattato del Quirinale che dobbiamo mantenere vivo. Lei non ha mai attaccato l'Italia e il presidente Macron ha parlato in tono disteso con la premier a Hiroshima. La mia visita non è solo istituzionale, ma riguarda proprio il nostro lavoro comune. Su tutti i temi abbiamo cercato di fare passi avanti. La Francia è un paese amico al quale ci legano l'Italia è un paese amico al quale ci legano molte cose, tra cui l'affetto reciproco. Quando ci sono questioni delicate dobbiamo parlarne apertamente e amichevolmente. Le due cose vanno di pari passo. Tutti i membri del governo francese, ognuno con le proprie parole, sanno che affronteremo meglio qualsiasi difficoltà con una maggiore cooperazione franco-italiana a partire dalla questione migratoria. La maggior parte della pressione migratoria proviene dalla Tunisia piuttosto che dalla Libia. Dobbiamo aumentare la nostra cooperazione con la Tunisia attraverso il canale europeo, ovviamente, e anche attraverso i reciproci rapporti bilaterali. Bisogna anche ricordare una volta di più che buona parte delle problematiche venutesi a creare per quanto riguarda il problema dei migranti dipendono dalla operazione Eliseo scatenata da Sarkozy tempo fa per garantirsi la conferma alla presidenza della Repubblica e che ha portato, diciamo così, alla fine dell'era Gheddafi in Libia, scatenando appunto un caos senza precedenti, perché Gheddafi, magari con un regime illiberale, però come si dice, vi ricordate chi leggeva Cosa dirà la gente della Cittadella quando si parlava di Tito, Cogliera Tito tegniva, si scriveva più spesso, anche là quando c'era Gheddafi era garantito una certa tenuta per determinati argomenti quantomeno, per determinate problematiche quantomeno. L'intervento di Sarkozy ha precipitato tutto quanto e fra l'altro non è stato neppure rieletto, quindi a maggior ragione un intervento discutibile. Non capisco perché non lo si ricordi, cosa che dovrebbe essere fatta quantomeno per chiarezza, però insomma si sa, ci sono paesi che godono di una certa, come posso dire, non impunità, ma poco via, detto da uno che ama la Francia. Allora,
Ci fermiamo adesso per la pubblicità, desumo, se non mi sbaglio, e poi continueremo a leggere Il Piccolo e il Corriere della Sera. Ben ritrovati, siamo in credo che siamo collegati con il commissario De Grassi perché c'è stato un incidente in via Udine, se non mi sbaglio. Buongiorno commissario. Sì, di nuovo buongiorno. Sì, abbiamo appena preso in carico la richiesta da parte del SORES e abbiamo inviato una pattuglia, non sono ancora arrivati sul posto. L'incidente è in Udine Solitro, sembra coinvolta un autoveicolo e un motoveicolo, uno scooter. Non sappiamo al momento l'entità degli eventuali danni, soprattutto fisici, comunque sicuramente quello che è sicuro è che ci saranno delle ripercussioni e dei rallentamenti in zona, perciò per chi deve mettersi alla guida adesso magari evitare la zona che già è abbastanza ingarburiata di suo. Ripeto, Udine Solitro. Qual è via Solitro? Via Solitro sale procedendo verso Salita di Greta, è la prima di svoltare verso Roiano. Ho capito, sì, perfetto. La prima via a destra, prima della via che adesso perfetto, giusto per capire così, ma adesso sono perché è una di quelle vie che si leggono spesso passando, ma magari poi dopo è difficile. Sì. Ok, quindi allora Barbariga, non mi veniva, via Barbariga. Perfetto, sì, adesso ce l'ho. Quindi fate attenzione chi dovesse mettersi in macchina e transitare da quelle parti, c'è un incidente e sono probabili ripercussioni sul traffico. Grazie commissario, buon proseguimento, insomma speriamo che l'incidente sia tutto sommato che non sia serio, ecco, insomma. Va bene. Grazie un saluto a tutti di nuovo. Grazie davvero. Allora noi proseguiamo con la lettura dei quotidiani Piccolo e Corriere della Sera. Vi ripeto, potete intervenire già adesso, dalle 8 in poi ci sarà il Marino Andolina e poi cominceremo già i collegamenti con Marco Stabile. Non è escluso che Stabile si diriga proprio in via Udine per testimoniare, per documentare questo incidente. 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it invece l'indirizzo di posta elettronica. Allora, eravamo rimasti all'intervista con il ministro francese degli esteri. Proseguiamo, c'è la spinta di Gentiloni sul MES, PNRR, cosa cambia per bus e scuola. Vediamo allora se riusciamo a capire proprio dunque. Gentiloni è preoccupato soprattutto per le prossime rate dal 2023 da 16 e 18 miliardi, il governo appare in affanno, Fitto ha chiarito che non tutti gli interventi del piano si possono realizzare entro il termine del 2026. Dunque, la linea che emerge dalle lettere inviate a Fitto è quella di non perdere i finanziamenti previsti, ma di spostare gli investimenti in ritardo sul fondo complementare e i fondi di coesione UE, che hanno tempi più lunghi, utilizzando le risorse recuperate per progetti cantierabili rimasti fuori dal piano. È il caso per esempio degli investimenti per le condotte idriche segnalati dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Volevo capire questa storia delle scuole, però non... Eccolo qua, allora. Sempre il Ministero delle Infrastrutture è in contatto con i comuni sul tema del trasporto pubblico locale, dove è in ritardo la realizzazione delle autorimesse per i bus elettrici. Sul fronte delle scuole, altra criticità del PNRR, il Ministro chiede di abbassare i target attualmente previsti dal piano per l'edilizia scolastica, oltre che sugli asili nido, sulle mense e sulla messa in sicurezza degli edifici.
Il ridimensionamento, suggerisce il Ministro, dovrebbe essere proporzionale all'aumento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici. Con gli stessi soldi in sostanza si potranno fare meno cose perché farle oggi costa di più rispetto alle stime del PNRR. Quindi insomma si trovano anche loro con gli stessi problemi con i quali si trova ad avere a che fare la maggioranza degli italiani. Allora andiamo adesso, per quanto concerne il piccolo, vediamo di andare sul locale, se non direttamente su Trieste. Intanto sì, chiedo scusa, per quanto concerne lo sciopero degli autobus, c'è uno sciopero di 24 ore proclamato da USB anche a Trieste. Lo sciopero appunto interesserà, per quanto concerne gli autobus, il personale viaggiante e il personale tecnico amministrativo. Saranno garantiti tutti i collegamenti tra le 6 e le 9 e le 13 e le 16, quindi ripeto, collegamenti garantiti tra le 6 e le 9 e le 13 e le 16. Ripeto ancora, chi ha, perché c'è stato un incidente in via Udine all'incrocio con via del Solitro o del Solitro, chi avesse, insomma, fatto attenzione perché potrebbero esserci delle ripercussioni sul traffico. I sindacati vanno in trincea per Autovie Venete e per il Trieste Airport. Stato di agitazione della CISL, personale ai caselli sottodimensionato. Sul fronte aeroporto anche la CGIL chiede un migliore trattamento economico. Vediamo come apre il piccolo per quanto riguarda appunto Trieste. Caprin, Oberdan, Stock e Cobolli, ecco il piano palestre. La lista degli interventi emersa in occasione di una seduta della quarta commissione dedicata agli impianti sportivi. Allora, la partita più ingente riguarda la palestra della scuola Caprin nel suo complesso, 6 milioni dal PNRR. Ristrutturazione della Caprin di salita di Zugnano non comporterà traslochi di studenti. 2 palestre dell'Oberland saranno riqualificate a lotti, cioè non in parallelo, per creare meno disagio possibile. Fra manutenzioni e nuove strutture il Comune dispone di 17 milioni, di cui 9 provenienti dal PNRR. Bianchi, si prepara la vasca esterna in vista dell'apertura della stagione, in corso l'iter di svuotamento, pulizia, manutenzione e riempimento della piscina all'aperto. Dall'11 giugno il via al nuoto libero, ecco gli orari. Per quanto riguarda invece la corsa ad Esatto, corsa 2 nella Lega, De Santis o Slokar alla guida per il vertice della società di riscossione tributi in lista l'eletto a Muggia, gradito al segretario provinciale Polidori, e l'ex consigliere regionale appoggiato a Trieste. Allora, ancora Trieste Estate Show con i rioni protagonisti, oltre 230 appuntamenti dal prossimo 3 giugno, che è una data bellissima di per sé, fino a settembre. Nel complesso sono ben 90 le tappe nelle periferie. Allora, oltre 230 appunto gli appuntamenti, quantità di soggetti coinvolti nell'organizzazione la si è potuta misurare anche dalla partecipazione alla conferenza stampa di ieri in Portovecchio. Più che puntare sul clamore dei singoli nomi, anche perché va detto anche questo, i singoli nomi sono stati già annunciati nei mesi scorsi. Ci sono i Maneskin il 16 luglio, poi Zucchero, Biagio, Antonacci e quindi insomma ci sono 3 appuntamenti grossi. Non fanno parte di Trieste Estate, però insomma diciamo coprono per certi aspetti alla grande anche una certa fetta di pubblico. Pertanto all'interno di Trieste in diretta ci sono delle presenze certamente di grande interesse. Insomma, c'è Luca Barbarossa, c'è Alice,
c'è Arturo Sandoval, se non mi sbaglio, il trombettista, insomma, però sono, diciamo, più di nicchia come nomi. Sapete, per quanto riguarda appunto Trieste Estate, che si tornerà ad avere spettacoli in Piazza Verdi, che è stata recuperata, e quello garantisce anche un'ottima possibilità per un pubblico abbastanza notevole. E poi ci sono appunto gli spettacoli che verranno proposti nelle periferie. È molto bella anche il coinvolgimento del Teatro degli Sterpi, che sono poi i ragazzi, insomma io li chiamo ragazzi, ma insomma ragazzi non lo sono più, di Hangar Teatri, che è questa bella realtà che ha rilevato una carrozzeria e l'ha trasformata in luogo di teatro. Quindi un luogo di lavoro diventa un luogo di teatro, ed è molto bello da sottolineare. Allora, dunque, per quanto riguarda, sono tantissimi i 90 appuntamenti per quanto riguarda per esempio la sezione fuoricentro, che è quella delle periferie. Ci sono Irene Brigitte, Frank Sinutre, credo che sarà Trust the Mask, ma poi anche l'omaggio a Ezio Bosso, Wooden Leg, Cineresi. Il Castello di San Giusto diventerà a sua volta un teatro estivo con le proposte di Vigna e Good Vibration. Ci saranno appunto Omara Portuondo del Buonavista Social Club, Alice Canta Battiato, il trombettista Arturo Sandoval, Luca Barbarossa, i Forty Fingers, Ray Gelato, i Carmina Burana. Sapete anche che poi all'interno del Trieste Estate c'è il festival dell'operetta, e poi ci sarà anche i giardini di alcuni musei, segnatamente il Sartorio e il Winkelmann diventeranno location per spettacoli. Quindi insomma una operazione piuttosto notevole. I due direttori artistici, quello musicale e quello per quanto riguarda la parte prosa, dicono Centis: ognuno può creare un itinerario a base ai gusti, e Marrazzo: offerta ampliata senza nomi altisonanti. E poi riparte a Barcola, dopo oltre 4 mesi, il Big Ben Pub. Concluso lo stop iniziato a metà gennaio, i titolari al lavoro per proporre anche qualche evento nel corso dell'estate. Open Day al Tartini con gli studenti ciceroni. Oggi noi dedicheremo Trieste in diretta, parte di Trieste in diretta a questo avvenimento. 8 mesi di reclusione a un 33enne arrestato al Maggiore lo scorso novembre, accusato di rapina e lesioni, dovrà risarcire la donna con 5.000 euro. La Trieste di Don Marzaghi, a 50 anni dalla morte, fra Opera Figli del Popolo e Repubblica dei Ragazzi. Il decesso il 6 giugno del 1973, una folla seguì il feretro ai funerali. Fu grazie a lui che Trieste poté rivendicare l'appartenenza all'Italia. Abbiamo parlato della figura di Don Marzaghi qualche giorno fa con l'ingegner Gerin a Trieste in diretta. È una figura importantissima su 3 livelli, dai. C'è un livello politico, perché Don Marzaghi insomma fu tra i nomi della democrazia cristiana. C'è un livello anche storico, perché da capo del CNL Don Marzaghi fu quello che dette il via all'insurrezione del 30 di aprile, e poi c'è anche l'importanza sociale della figura di Don Marzaghi, appunto per quanto riguarda l'Opera Figli del Popolo e la Repubblica dei Ragazzi. Sono 3 le iniziative che ricorderanno appunto questa figura. Una mostra, una conferenza il prossimo giovedì per quanto riguarda
l'associazione Studium Fidei e poi anche altre iniziative. Insomma, comunque mi pare che incomincino giovedì della prossima settimana. Quindi spazio a questa figura davvero importante. Eccolo qua, primo appuntamento il 28 maggio a Palazzo Vivante con le fotografie, il 1 giugno in via Tigora e il 6 novembre in largo Papa Giovanni. Stradina verso Canovella, più larga e per soli pedoni. La carreggiata verrà adeguata per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità, mentre una sbarra limiterà il transito ai veicoli dei residenti. Poi c'è questa bella iniziativa della Fondazione CR Trieste, nuovi PC a scuola. Dopo il furto del 2022, nel luglio dello scorso anno vennero rubati dei computer alla scuola chiedo scusa, Tommasini di Opicina, e la Fondazione CR Trieste è intervenuta acquistandone, mi sembra, 32, pertanto ripristinando le funzioni dell'aula multimediale. Ecco il piccolo. Diceva il professor Peroni, rappresentante del Consiglio di amministrazione della Fondazione, che al di là, insomma, questo è un intervento che ha una forte valenza sociale e rimedia ad un torto. Adesso torniamo un po' al Corriere della Sera, perché volevo andare un pochettino nelle pagine di cultura e spettacoli, perché c'è questa, intanto eccola qua, ingrandiamo un po': Cina, URSS, Israele, Vietnam, il secolo lungo di Kissinger compie 100 anni, lavora ancora 15 ore al giorno, studia l'impatto dell'intelligenza artificiale. È ritenuto l'uomo che ha cambiato la storia, oppure l'anima nera della politica estera degli Stati Uniti. Sia come sia, risulta comunque una persona, uno dei pochi ancora lucidi. Ripeto, è dal 2014 che Kissinger lanciava degli allarmi, chiamiamoli così, per quanto riguarda la situazione ucraina. In quelle circostanze non fu ascoltato, tutti quanti andarono ad ascoltare altri, virgolette, esperti, e la situazione adesso è precipitata. Il Corriere ripropone l'intervista con Oriana Fallaci, di cui poi Kissinger si pentì e disse: la cosa più stupida della mia vita, sono come un cowboy, il potere uno strumento per fare cose splendide. Quindi che se ne possa pensare, è bello vedere questi due giganti del Novecento, uno dal punto di vista politico e uno dal punto di vista giornalistico, insieme nella stessa, di nuovo insieme nella stessa pagina. Volevo appunto, dicevo, andare un po' alla pagina degli spettacoli, perché c'è questa, credo sia qua l'intervista con il figlio di Ennio Morricone. In realtà qui c'è, sulla pagina spettacoli, c'è un'intervista con Ken Loach, che è al Festival di Cannes, e invece non riesco a trovare l'intervista con il figlio di Morricone. Avrei dovuto ricordarmi la pagina dalla prima. Parla uno dei figli di Morricone. Ennio Morricone è, insomma, come posso dire, non c'è momento eccolo qua, non c'è momento della nostra vita che non sia ancora attraversato da un brano di Morricone. Tifava Roma, nel nostro palazzo abitava Spalletti, bussò alla sua porta, gli chiese di restare perché solo con lui la squadra poteva vincere. Papà a casa ci vietava di ascoltare musica, un fuoriclasse, eppure non si sentiva all'altezza. 2 gli Oscar, 1 alla carriera.
e uno invece conquistato sul campo una decina d'anni dopo. Una cosa, insomma, un grande personaggio, un grande italiano, un grande personaggio internazionale. Non c'è musica di Ennio Morricone che non abbia un impatto significativo sulla nostra vita di tutti i giorni, non soltanto per quanto riguarda il cinema, non soltanto per quanto riguarda anche le composizioni sinfoniche che sono parte integrante della sua produzione. C'è anche questa storia, per esempio, dell'Oscar negato per Mission, Vince Around Midnight, che dice: il figlio contro il regolamento non aveva musica tutta originale, papà ci disse, racconta il figlio, che non gli importava nulla, in realtà gli importava come era uno dei suoi tanti conflitti interiori. È uno delle poche personalità del mondo del cinema, Ennio Morricone, che vide prima il suo lavoro ricompensato con un Oscar alla carriera e poi con un Oscar sul campo. Che io ricordi, gli altri due furono Henry Fonda e Paul Newman, quindi anche questo lo rende speciale. Tarantino, per il quale vinse il secondo Oscar, lo definì il Mozart del Novecento. C'è poco da dire. Intanto andiamo subito, perché Marco Stabile è proprio in via Udine e abbiamo le prime immagini relative all'incidente che è avvenuto, credo, una ventina di minuti fa. Vedete che in questo momento Marco Stabile sta proprio arrivando sul posto. Desumo che adesso potrebbe essere in grado di collegarci. Eccoci, vai Marco, sei in linea. Sì, Umberto, buongiorno e bentrovati da Via del Solitro, angolo Via Udine. C'è stata la segnalazione poco fa in diretta con il nostro De Grassi della Polizia Locale, che ci ha indicato la presenza di un incidente. Dovevano arrivare anche i vigili del fuoco. Per fortuna la situazione non è grave come ci era stata prospettata. Come vedete qui c'è lo scooter, Marco se vieni qui con me, lo scooter che purtroppo ha subito l'impatto con la vettura, questo incrocio tra Via del Solitro e Via Udine, è ferito. Le sue condizioni, per fortuna, mi dicono gli uomini della Polizia Locale, non sono gravi. Ovviamente, come avete visto, si è verificato l'incidente con la rottura del parabrezza del mezzo a due ruote, quindi un momento di intasamento del traffico dopo l'incidente. Il conducente e lo scooterista è stato trasferito all'ospedale di Catinara per le ferite conseguenti, ma per fortuna non è in condizioni gravi, secondo quanto riportato poco fa dalla Polizia Locale. Se Marco mi segue da questa parte, facciamo vedere anche che insomma, il traffico su Via Udine, sia in direzione Gretta che in direzione città, è assolutamente tranquillo, ma la cosa più importante è che, nonostante il sinistro, le condizioni dello scooterista non siano gravi. Ad ogni modo, insomma, questo è un po' il senso anche della nuova veste di Sveglia Trieste, che di giorno in giorno vi porterà sui fatti di cronaca, sulle questioni cittadine, insomma cercando sempre di darvi una finestra su quello che accade in città. Questa è la situazione del traffico, insomma tutto nella norma, rientrato dopo l'allerta lanciato dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, che dovevano intervenire sul posto, poi sono stati richiamati in caserma. Con Marco Calabrese ora ci spostiamo e vivremo la prima parte di mattinata tra Piazza Garibaldi e Largo Barriera. Ok, grazie allora a Marco Stabile. Adesso possiamo andare in pubblicità, poi è già arrivato, l'ho visto, il primo dei nostri ospiti, il dottor Marino Andolina. Dopo la pubblicità cominciamo.
Allora, eccoci pronti assieme a Marino Andolina di Rifondazione Comunista. Grazie dottor Andolina per essere tornato nei nostri studi. Allora, subito abbiamo una telefonata, voi sapete che... Ah no, ok. Comunque in ogni caso la formula nuova di Sveglia Trieste potrebbe essere riassunta dal film di Jacques Tati, Giorno di festa, dove c'era questo postino che diceva velocité, 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 quindi chi telefona, prego chi telefona di essere rapido nelle domande, perché abbiamo i collegamenti e tutto, insomma è una specie di circo a tre piste, insomma, e alcuni sono più bravi a gestirlo, io sono, appartenendo ad una certa generazione, ho un po' di maggiori difficoltà, ma insomma qua siamo. Vediamo, dovrebbe esserci una telefonata a questo punto, credo. Buongiorno. Pronto? Prego. Pronto? Prego. Buona giornata, a me carissimo conduttore, il dottor Umberto Bosatti, sono Claudio Visentini. Saluto il suo gradito ospite. Parlando di sanità, auspico che l'ottimo dottor Marino Andolina possa incidere, perché trovo allucinante, incomprensibile, una follia che il proprio medico di base non possa vedere il corso del suo paziente se è ricoverato all'ospedale. Parimenti i distretti sanitari del centro vaccinali non possono vedere la situazione medica, nello specifico se i medicinali sono compatibili con il vaccino. Mi è capitato per il vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio ed altri vaccini proposti dal mio medico di base, consigliati vista la mia età diversamente giovane. Scusi la fama. Ora, dottor Bosatti, mi permetta di omaggiare il dottore con un mio scritto breve ma credo indicativo. Marino Andolina, pediatra eccesso, con la sua sapienza e il suo amore per i bimbi ci ha accompagnati in ogni passo del cammino, un sostegno prezioso in momenti difficili. Il suo sorriso, la sua dolcezza sciolgono le paure dei piccoli pazienti. Le sue parole sapienti ci hanno rassicurato e ci hanno fatto sentire al sicuro tra le sue mani esperte. Il suo impegno, la sua professionalità ci hanno sempre dato la certezza che ogni problema può essere affrontato e risolto. Con la sua attenzione e la cura costante è stato un dono per chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. E adesso, con queste parole, lo voglio ancora ringraziare per la sua dedizione, la sua passione, il infinito amore che va oltre la professionalità. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio Visentini. Allora, fa piacere. Adesso ho preso questo, posso andare via. Direi, no, la giornata, la settimana è piena. Non ho bisogno d'altro, grazie. C'è non lo so problema. se è stato mio paziente, era bambino quando lo curavo io, perché ormai è data l'età. Sì, non a tutto posso rispondere perché non sono dentro anche i problemi di informatica, eccetera. Beh, per i vaccini ricordo che qualche mese fa un collega che aveva avuto, un coetaneo che aveva avuto il fuoco di Sant'Antonio ha detto vaccinati che conviene perché è brutta, e alla nostra età può succedere. Allora sono andato, ho preso appuntamento, sono andato al centro vaccinale, ho detto facciamo, qua, quasi quella siringa in mano, però sarebbero 100 euro. Noccio. No. Allora non ci sarebbe qualcosa di gratis? Allora facciamo quello delle zecche. Vabbè, ho fatto quello delle zecche tanto per fare qualcosa, perché i miei vaccini piacciono. Però devo ammettere che è una malattia seria, non si muore, però non si vive volentieri, come l'herpes zoster viene curato per 100 euro, tranne una fascia sperimentale di gente più giovane di me, perché io ero fuori dell'area. Ho capito. Quindi non ero giovane abbastanza per poter... Quindi su questo qua posso anche lamentare leggermente. Per il resto la sanità non sta bene in genere, quindi gli argomenti di cui ha parlato il signor Visentin non li conosco a fondo, sicuramente fanno parte del grosso calderone del
cahier de doléances che abbiamo su tutto. Quello che stupisce è anche questo, no? Cioè molto si parla della possibilità di, uso un brutto termine, sgravare i medici di famiglia del lavoro burocratico, eccetera, poi dopo attraverso gli stessi non possono utilizzare gli strumenti che li sgravano da questo lavoro, magari per cose che hanno più a che fare proprio con il loro lavoro, perché non poter andare nel fascicolo, in tutta la parte del fascicolo medico di una persona, credo che sia abbastanza frustrante quantomeno. Sì, guardi, anche di recente io ho sconsigliato dei giovani di fare medicina, perché la mia professione ormai è diventata un'altra cosa e io non la rifarei se fossi nelle condizioni attuali, cioè praticamente una laurea che assomiglia a quella di economia e commercio. I miei colleghi, molto difficili, cioè, a parte i miei amici, che ovviamente io sono un privilegiato, ma devo dire che non riescono ad avere un contatto serio con i pazienti, anche quelli di buona volontà, e non sono tutti. Quindi cartacee, limitazioni, problemi di protocolli, difficoltà a prescrivere un farmaco che altrimenti ti cazziano, perché non era quello che dovevi fare, perché costa troppo, eccetera. Quindi è diventata una brutta professione, cioè il medico di base è veramente un passacarte, chiedo scusa, vittime di questo sistema, e ovviamente le vittime sono soprattutto i pazienti. Perché il medico, anziché rispondere al telefono, sta riempiendo il computer, moduli, eccetera. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Luisa. Buongiorno, dottore Andolina. Buongiorno. Buongiorno, veramente sono felice che la vedo. Lei è una persona in gamba, una persona per bene. Quando si dice Andolina si dice burlo in avanguardia. Cosa dice lei? Che spostano il burlo a sua Catinara? Perché io ho una figlia di 50, un ragazzo di 40 e lei lavorava quella volta, mi ricordo, lei è una persona veramente, ma sono tanto felice che la vedo. Non vada via da Trieste, rimanga qua con noi, lei deve andare nella sanità, lei deve fare tutto qua, perché lei è una persona che ha sofferto questi 10 anni, no? Dice cosa voglio dire? Ecco, lei è una persona veramente, grazie che è arrivato qua, grazie. La saluto, gli mando tanti baci. Ciao. Grazie ancora. No, basta però adesso. Non c'è nessuno che vuole trattarmi male. La sera di solito succede, no? La mattina ho notato, sì, infatti, quindi la mattina solamente elegie. Burlo, sì, odio ripetermi, eccetera, però il mio burlo, anche quello, non è quello che ho contribuito a costruire negli anni 70 con il professor Panizzon, con il professor Nordio, il professor Agosti, il professor Peratonere e altri. Anche lì la burocrazia ha reso tutto molto rigido, quindi sempre scompartimenti, gerarchie più dure, che una volta noi lavoravamo liberi. Il professor Panizzon mi lasciava fare quello che voleva, mi controllava, sì, ma io è molto se gli ho avvertito che stavo per fare trapianti, non è che ho chiesto per iscritto posso fare trapianti. Un giorno gli ho detto, sa che ho cominciato a farli? Ah, bravo. Adesso la situazione è molto diversa. Il burlo non sta bene, ma credo che lo portino a seppellire a Catinara. Io già almeno 10 anni fa avevo visto, essendo consigliere comunale, ho visto la piantina del nuovo burlo e ho visto che era sbagliata. Nessuno dei famosi archistar che l'hanno prodotto, eccetera, ha mai parlato con un singolo medico del burlo. Cosa vi serve? Com'è la situazione? La piantina era, intanto il burlo nuovo era troppo piccolo. Per quanto il muro attuale abbia delle grandi scalinate classiche, eccetera, che consumano spazio, lo stesso, questo nuovo edificio non conteneva tutto l'attuale burlo. E in particolare notavo che non c'era il mio centro trapianti, il primo centro trapianti pediatrico italiano, nato nell'84, ben prima di altri, maltrattato, massacrato negli anni, ma insomma sopravvissuto. Le stanze, anziché essere 8, erano 6.
cioè le stanze comuni fra ematologia pediatrica, leucemia in chemioterapia, e trapianti 2 stanze solo per noi, almeno quelle, proprio il minimo indispensabile. La piantina mostrava 6, voleva dire che se io o la dottoressa Maximova, che adesso dirige i trapianti, avesse deciso di fare un trapianto, avrebbe sottratto un letto ai bambini leucemici che fanno chemioterapia, che è prioritaria, perché di leucemia si può guarire, si deve guarire. I trapianti sono una seconda scelta per quelli sfortunati che hanno recidive, eccetera. Erano 6, l'ho detto a Tele4 per la prima volta molti anni fa, qualcuno ha risposto, un dirigente ha detto sì, ma cambieremo, aggiungeremo 2 stanze, come fosse una cosa ovvia. I trapianti sono come un sommergibile, un'astronave, ricevono l'aria compressa e refrigerata dal tetto con un sistema che costa milioni. Non è che aggiungi 2 stanzette, devi cambiare completamente i tubi. Ecco, era impossibile. Adesso di recente, in clima elettorale purtroppo, si è parlato di questo, l'assessore Riccardi si è arrabbiato perché io sfruttavo questa cosa dicendo che non è vero, ha aggiunto addirittura una stanza alle 5, quindi addirittura aveva ridotto a 5. Povero Riccardi, non era mica colpa sua. Qualcuno gli ha detto che le stanze sono 6 o 5, invece non era vero, sono 8. E alla fine è stato detto che verranno concessi nuovi spazi al Burlo, non è detto che siano dati ai trapianti. E poi abbiamo scoperto, anche il signor Radivo che studia la situazione di Catinara, gli alberi eccetera, che sì, ci sono altri spazi ma non dentro al Burlo, ma nel cubone Covid, negli ambulatori eccetera, in 6 posti diversi, cioè il Burlo sarà trasferito dall'attuale sede in 6, nel grosso edificio iniziale, ma in 6 parti diverse. E peggio ancora andrà addirittura per i poveri ginecologi, che si ritrovano con una sezione addirittura al Maggiore, che vuol dire va a trovare altri ginecologi per fare un'altra sezione, perché non è che può andarci uno, deve andarci un'intera equipe, no? Mattino, pomeriggio, notte. Quindi io spero che ci stiano pensando, perché in realtà il futuro è veramente oscuro. Andiamo proprio ad andare a sbattere contro un muro, alla fine il muro non ci sarà più. Allora, dovremmo essere collegati, credo, con Marco Stabile, che ha raggiunto la zona di Largo Barriera più Piazza Garibaldi, per dire la verità, in questo momento. Stiamo vedendo le immagini, quindi siccome Stabile è in linea io gliela cedo volentieri. Eccoti qua. Sì Umberto, vi abbiamo documentato la situazione di via Udine con un incidente per fortuna non grave, e poi siamo ritornati a quella che doveva essere la base di partenza lanciata anche sui social questa mattina, ovvero la zona di piazza Garibaldi di Largo Barriera come visione della città. E poi un altro tema collegato a quello di ieri, molto popolare. Ieri abbiamo parlato dell'aumento fortissimo dei prezzi degli alimentari, e oggi ci concentriamo anche su un altro must triestino, ovvero il pesce. Si rinuncia al pesce a seguito dei prezzi aumentati oppure no? I triestini da questo punto di vista tengono duro. Sentiremo anche un paio di professionisti del settore, mentre il nostro Marco Calabrese vi inquadra invece il traffico, la situazione di via Carducci in questo momento, diciamo, di percorso casa-lavoro, diciamo così, soprattutto particolarmente trafficata, e devo dire che anche la zona delle Rive in questo momento manifesta un traffico non da poco. Chissà che questo poi suggerisce magari possa fare un assist al dottor Andolina per parlare anche del tema del piano del traffico in città. Chi è? Ah, ok. Allora adesso andremo a liberare anche l'auto. Ne approfitto intanto con Davide della pescheria. Allora sì, se posso un attimo disturbarti. Ciao Davide, buongiorno. Davide è l'autore mitico di queste scritte sui vetri della pescheria, rombo pralinato, K del nonno, la granita, la seppia, insomma di tutto un po'. Davide, è un momento in cui tutto costa parecchio, la gente rinuncia al pesce oppure tiene duro da questo punto di vista? Guarda, in generale credo che per i consumi siamo calati in generale, non solo per il pesce. Il pesce direi che più o meno come costi tiene abbastanza, c'è
c'è qualità, c'è la possibilità di comprare pesce anche non a prezzi, non vedo grosse differenze dagli anni scorsi sinceramente, ma io ribatterei il discorso, piuttosto farei un discorso di forza economica del cliente che è calata parecchio, immagino. Quindi magari quelli che mangiano 2 o 3 volte a settimana il pesce lo mangiano 1 volta a settimana, quindi hanno calato, perché la prima cosa, sembra incredibile, ma la prima cosa in cui la massaia fa attenzione è il mangiare e quindi cerca di limitare, deve pagare la luce, deve pagare le bollette che sappiamo che sono aumentate tanto e quindi devono prendere nei costi giornalieri, devono cercare di risparmiare un po'. Davide, se resti qui con noi torneremo da te tra un attimo, resta qui con noi. Dobbiamo spostare l'auto di Tele4, okay. Tra un istante siamo di nuovo qui. Marco, mettiamo sul cavalletto la telecamera e via. C'è da spostare una macchina, come recitava Francesco Salvi. Le multe ormai le stanno dando con una certa liberalità. Allora, c'è questo problema, no, dottor Andolina, del quale abbiamo discusso anche ieri e che tra l'altro diventa anche argomento di conversazione tra amici, fra l'altro, no? Ed è il problema del carovita, insomma, no? Termine che ci riporta agli anni 70 per chi ne ha memoria. Si pensava che di certe terminologie ci si sarebbe in qualche modo liberati. Tra l'altro questi aumenti sono in qualche modo esplosi in tempi anche abbastanza recenti. La preoccupa, diciamo, tutto ciò per il presente o anche in prospettiva futura? Ma tanto io per il pesce, siccome devo pagare l'avvocato ancora, no? Perché sa che quando uno viene assolto deve cominciare a pagare, viene condannato a pagarsi l'avvocato, quindi in realtà il mio reddito, per quanto sia molto superiore a un pensionato medio, è piuttosto scadente, per cui anche sul pesce ho cominciato a risparmiare e siccome quando io risparmio sul pesce compro pesce che sta andando a male ed è pessimo, ho cominciato a comprare quello surgelato, almeno lì non mi fregano, no? Non è colpa del signore che vende il pesce, il fatto è che quello costa di meno e chiaramente quello meno fresco, ma io non lo so come ho vissuto, negli anni 70 io ero chiuso in ospedale e quindi ho vissuto meno la povertà. Sì, mi ricordo che c'era anche una serie di povere mamme che sapevano che c'ero io di guardia e allora mi portavano il bambino sano dicendo mi sta male la mamma, devo andare a lavorare, me lo tiene ancora 2 giorni, allora scrivevo in cartella RS, ricovero sociale, quindi si usava anche il burlo per tenere bambini di mamme che dovevano lavorare, avevano crisi in famiglia eccetera, quindi è probabile che io adesso essendo più libero viva di più la tragedia che c'è invece sulle strade. L'altro giorno al Giulia mi si è avvicinata una vecchia signora che avevo conosciuto molti anni prima, magra eccetera, ha cominciato a parlarmi dei suoi problemi e il fatto che l'Ater l'aveva mandata via, mandata in strada perché non pagava l'affitto. Non ho la prova che sia vero, ma solo diceva che l'hanno cacciata, che vive in strada, che non ha da mangiare, che fruga nei bottini, eccetera. Io mi domandavo quanto devo darle, 5, 10, 50 euro, cominciavo a domandare quanto vuole questa. E quasi scherzoso ho preso dal carrello un pacco di pasta da €0,5, gliel'ho offerto, lei l'ha afferrato e corsa via come fosse un gatto che scappa con le salsicce. E io ho capito, questa ha fame sul serio. Cioè, un'umiliazione, una povera donna di 80 anni che si riduce in queste condizioni. È un caso singolo, però gli sfratti esistono anche dall'Ater, eccetera. Il nostro sistema sociale mi pare che sta crollando e questo ovviamente non appare, perché ovviamente questa gente qui non va in ristorante, li vedi poco in strada, quindi noi stiamo mettendo la polvere sotto il tappeto, però la situazione credo che non solo secondo me sta peggiorando. Vediamo se hanno risolto il problema della macchina o meno, se Marco è di nuovo collegato, magari con qualche... Siamo qua, adesso... Tra un attimo saremo operativi con l'amico Davide per dare l'idea anche, diciamo così, di come acquistare pesce
diverso, no? Perché branzini e orade le conosci tutte, scusate ma quando parlo di pesce il triestino mi viene praticamente automatico, ma tante altre tipologie di pesce povero, i moli, le menole, gli spari, e potrei proseguire per mezz'ora. Per esempio tanti non li conoscono e non sanno che con un rapporto qualità-prezzo comunque importante, spendendo di meno, possono comunque mettere in tavola qualcosa di buono. Su questo però serve conoscenza, serve capire la stagionalità, insomma bisogna un attimo, se non si è pescatori o amanti del pesce, approfondire un po' per capire in che stagione comprare cosa, spendendo magari la metà e mettendo in tavola qualcosa di molto buono. Tra l'altro c'è anche l'aspetto, no, della tutela ambientale e della pesca consapevole, ovvero da una parte di utilizzare prodotti d'allevamento, ma dall'altra, se si vuole mangiare i pesci dei nostri mari, diversificare significa anche rispettare l'ambiente, anche perché ormai, per fare un esempio, quando si parla di animali in via d'estinzione si pensa non so, alla tigre, al rinoceronte, ma in realtà gli animali in via d'estinzione sono i calamari in Adriatico, no? Per darvi un'idea di quella che è la realtà, quelli che mangiate al 90% al ristorante vengono dall'Oceano Atlantico, quindi bisogna essere anche un po' più consapevoli di quello che succede con le specie di casa nostra, con i pesci, con i molluschi e così via, che certo uno dice, beh, ma cosa cambia? Cambia perché con l'equilibrio naturale chiaramente è collegato a tutta una serie di fattori in cui anche i pesci sono un elemento importante. Insomma, dopo tutto questo panegirico relativamente interessante, tra poco con Davide, che se ne intende, andremo sul banco a vedere la situazione, poi passeremo invece ai negozianti qui dietro per fare il punto di Piazza Garibaldi anche dal punto di vista commerciale, e poi ci sposteremo verso Largo Barriera. Tra poco di nuovo qui, ovviamente noi vi lasciamo le immagini in onda. Ho capito. Io non ho capito se uno sposta la macchina chi sta facendo le immagini, ma vabbè, insomma, questa è una cosa nostra. C'è quello che lei diceva, no? No, c'è una telefonata, lasciamo che parli chi è in linea. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno. Allora, amico il dottor Andolina, parlo in dialetto. Senti? Sì, prego. Ah, ok. Allora, mi volevo parlare con il dottor Andolina riguardo la tragica situazione della sanità triestina. Allora, la sanità sta chiudendo i distretti, dimezzando i distretti. Mi vedo che sta proliferando le cliniche private, gli ambulatori privati, che evidentemente chi apre una clinica lo fa per profitto. Sento dire l'altro giorno un ragazzotto che lo vedo spesso per televisione della giunta regionale, che è giusto che la gente abbia la scelta di andare dal privato. Ora, mi sono d'accordo che si può avere la scelta per andare dal privato, ma in questo modo, a me per esempio, l'altro giorno me ne sta prescritta una tomografia. Mi sono prenotata al CUP e la posso avere appena in febbraio del 2024. Ovviamente è una roba delicata gli occhi, sono andata in privato, 102 euro, che non è poco per le mie tasche. Bene, secondo me, quel che mi disturba è il fatto che andando nel privato, i soldi che viene tolti alla sanità pubblica, perché mi pago per avere un buon ospedale, dei buoni medici, dei buoni macchinari che mi guardi la mia salute. Nel momento in cui mi vado dal privato, i soldi viene girati nella tasca del privato. Di conseguenza, la scusi ancora un secondo, andando avanti in questo modo arriva meno soldi, sempre meno soldi nell'ospedale, fin tanto che l'ospedale andrà con le gambe per aria. Perché se non arriva in profit, cosa dire? Non aveva soldi per pagare i dottori, non aveva soldi per pagare gli OS, non aveva soldi per altro. Perfetto, sentiamo. La ringrazio per aver affrontato questo argomento. Negli anni 70 il professor Painzon aveva detto a noi giovani che
c'è un'onda che arriva dall'altra parte dell'Atlantico che progressivamente ci sommergerà, che il modello americano che si basa principalmente sul privato verrà progressivamente trasferito da noi. E il modo qual è? Quello di ridimensionare l'offerta pubblica in modo che la gente insoddisfatta alla fine consideri ovvio andare dal privato. Io stesso vado a farmi i prelievi in via Gallina perché faccio prima e mi costa meno del ticket addirittura, perché il costo è limitato. Quindi il privato non è colpevole, cioè noi comunisti non siamo contro il privato, a proposito, Noi siamo perché il privato possa intervenire qualora il pubblico non ce la faccia, o perlomeno come libera scelta. Però il pubblico deve offrire tutto, non è che può delegare qualcosa. In questo momento quell'onda lì ormai si è arrivata al mento, cioè nella serie non fate l'onda. Ci stiamo abituando all'idea che bisogna pagare. Le liste d'attesa sono uno scandalo che secondo me avrebbe anche risvolti penali. Signor procuratore, ci pensi. Come è pensabile che ogni volta che uno chiede di un intervento per cataratta, di mettersi a posto un ginocchio o un'anca, eccetera, 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 vada lì al CUP e le dicono torni fra 2 anni, se va bene, anche in qualche caso non va neanche così bene, e magari va a cercarsi qualcosa in Veneto o roba del genere, però domani mattina volendo, pagando. Questo qua una volta avrebbe avuto conseguenze disciplinari, penali, adesso è normale. Chi non può pagare sono cavolacci suoi, non ci vedrà per 2 anni, avrà la cataratta e andrà a tastoni per un lungo periodo. Chi ha bisogno di una protesi al ginocchio, eccetera, zoppicherà o resterà a casa per un paio d'anni, se gli va bene. Tutto questo sta andando avanti, è il centrodestra, però in realtà anche qualcuno del centro-sinistra, cioè no, è che ormai le differenze sono su questi aspetti modestissimi, dicono è normale, dovete scegliere il privato. In realtà sul pubblico l'Italia spende sulla sanità meno che altri paesi europei, adesso come gli americani dobbiamo spendere più per le armi, dobbiamo aumentare il budget per le armi di 17 miliardi, cosa li togliamo? Poi li togliamo dall'Emilia, o li togliamo dalla sanità, o li togliamo dall'Ater, eccetera. Però insomma adesso missili e carri armati stanno diventando una priorità. Andiamo in pubblicità, che per noi è anche una certa priorità. Scusa. No. Otto Melara, Leonardo. Allora, andiamo in pescheria con Marco Stabile, che è già pronto, quindi probabilmente... no, c'è una telefonata anche. Allora, Marco, cosa facciamo, visto che ormai... sentiamo prima la telefonata? Andiamo, che poi Davide deve lavorare. Ok, allora vai tu, Marco, dai. Giustamente. Vai, Marco. Sì, allora in diretta nuovamente dalla pescheria del gruppo di Pescherie Davide di Piazza Garibaldi. Poco fa abbiamo detto come mangiare pesce scegliendo prodotti diversi da quelli mainstream, diciamo così, e magari risparmiando mangiando pesce nostrano. Esempi: le menole, tipico pesce del Golfo. Volete la ricetta? Le sfilettiamo, passaggio nella farina ai filetti e via andare, fritte. I moli, 9,80 € rispetto ad altri tipi di pescato che costano il doppio. Tagliamo la testa, infariniamo e andiamo via fritti. E poi ancora orate, sì, ma orate nostrane, quindi con un prezzo più accessibile, sono più piccole, sono più gustose e fanno anche meglio, diciamo così, al nostro ambiente, perché sfrutta, diciamo, il pescato locale. Questi alcuni suggerimenti. Davide, vieni qui con noi, dammi manforte, dimmi se ho detto stupidaggini, no? Perché ovviamente si affascinati dal branzino di 2 kg, dall'orata e così via, grandissima. Poi però ci sono i prodotti nostrani che vanno valorizzati e magari ti consentono di mangiare pesce o 2 volte oppure di mangiarlo una risparmiando. Ugualmente gustoso, forse ancora più gustoso, anzi mi complimento per la tua capacità e la conoscenza ittica, che non è banale. Sono in barca, quindi insomma, no, cioè, garantito. Giusti i consigli che hai dato.
Non necessariamente si gode col pesce, col branzino pescato, ottimissimo, buono, fantastico, però adesso è stagione di il paliombo fresco, fatto in qualsiasi maniera. Non è il cagnetto. Sì, Asia, cagnetto, cioè cambia da zona a zona chiaramente. Certo, quindi questo è anche un piatto ideale per i bambini perché non ha le spine, si fa tranci, si può fare in padella ma si può fare fritto, impanato. Questo lì, o sono le oratine pescate qua locali, fatte i filettini come dicevi tu, sono fantastiche, o i gamberetti rosa fatti su un sughetto, cioè senza andare a spendere follia, anzi si può portare a casa tranquillamente del pesce fresco, soprattutto perché il pesce del basilare che sia fresco, costi o non costi, che sia la freschezza del basilare, e poi dopo puoi lavorare in varie maniere. Dicevi la gente preferisce magari mangiare una volta meno ma mangia comunque pesce? Sì, mangia comunque, come dicevo prima, chiaramente, ma questo non è solo sul discorso ittico, in generale si è persa un po' di forza economica per vari motivi, perché le spese diciamo, di base sono cresciute per tutte le famiglie, quindi si guarda un po' di più sul mangiare, si sta molto attenti, anche se bisogna dire la verità, c'è l'effetto boomerang del post-Covid, che la gente è stata rinchiusa per tanto tempo in casa e si è sbizzarrita a far da mangiare a casa e adesso sono tanto fuori. Quindi recuperano giustamente anche tutto il tempo che avevano perso, esatto. Comunque, ecco, specialmente ai fine settimana c'è parecchio consumo. Vado a un altro argomento, perché abbiamo parlato, diciamo così, un po' più del pesce povero, dei consigli per la nonna, ma c'è anche, diciamo, l'onda giovane, cioè per esempio in tanti mangiano sushi, ha detto, no? Uno delle mode, tra virgolette, del momento. Ricordiamo però che, con tutte le cautele del caso, anche il pesce crudo nostrano, anzi soprattutto il pesce crudo nostrano, può essere buonissimo. Io ho visto alcuni ristoranti, per esempio, che iniziano a proporre da qualche anno i mitici riboni, no? Fatti marinati per antipasto, sfilettati, quindi crudi e marinati, che sono molto meglio del sushi o del sashimi, diciamo, di pesce surgelato. Si possono fare riboni, chelorate, anche branzini, la roba anche pescata locale, sfilettato e lavorato, fatto un carpaccio, fatto anche le tartare, cioè sono degli antipasti ottimi, si abbatte in tutto. Ma ricordiamo che noi abbiamo decenni alle spalle con i famosi sardoni barconiani in bianco sotto limone, che c'è l'antipasto, il top dell'antipasto qua del nostro golf, insomma. Ecco, un'ultima battuta immancabile sui sardoni, che ovviamente uno si chiede: ma come? Oggi costano 14, poi dopo un mese li vedono a un prezzo molto basso. Dipende dalla pescata, ovviamente, no? Assolutamente sì, cioè, chiaramente bisogna anche tener conto, perché tanti sono all'oscuro. Devi pensare che 20 anni fa, che non è tantissimo, avevamo una media di una trentina di barche, lampare famose, che andavano a pescare. Adesso sono rimasti in 3. Quindi sono 3 pescatori che fanno tutto il golfo. E la quantità è minima e quindi di conseguenza il prezzo, diciamo, non può essere contenuto. Abbiamo anche, per dire, quelli che arrivano dall'Istria, che sono a prezzi più contenuti. Ma non usa la stessa roba? Assolutamente no, assolutamente anche no. Perché poi in questo si innesta, per esempio, il costo del carburante per i pescherecci e tutto un sistema che sta attorno, che è aumentato di prezzo. Purtroppo il mestiere pescatore è sempre stato difficile, però è un mestiere che lo stanno abbandonando in tanti e quindi è sempre più difficile trovare dei bravi pescatori o dei pescatori capaci che riescano, diciamo, a riempire le nostre tavole, insomma. Ci sono ancora, ma pesce non manca, il pesce c'è, però purtroppo manca chi va a pescarlo, perché è un mestiere antico, però è uno di quei mestieri che ci vuole sacrificio e non tutti non sono più, ma non dico capaci, perché capaci anche potrebbero essere, bisogna sacrificarsi parecchio, come orario, come tipo di vita, e quindi non è per tutti. C'è gente che è scappata via, come ultima chance, e neanche qua non sono riusciti a resistere, tipo persone. Davide, grazie del tuo aiuto e mi raccomando, mangiate pesce, noi ci spostiamo in piazza, tra un istante siamo lì. Ok, dottor Andolina, da quelle parti è abbastanza vicina a Piazza Foraggi,
galleria. Ah? Oh! Non tanto devo fare queste domande anche. Mi sembra quasi maramaldesco prenderselo col povero di piazza, cioè, poverino, cioè, veramente non è colpa sua, no? Cioè, sicuramente, cioè, non è che lui sia esperto di appalti, eccetera. Io l'ho detto forse anche qui, che in questa situazione non è un problema di politica, non è il fatto che sia di destra, non ce la fa, non è capace. Quindi gli appalti non sono qualcosa che lui o i suoi collaboratori riescono a gestire. Quindi io mi appellavo al prefetto non di commissariare il comune, perché i triestini l'hanno scelto e quindi democraticamente sono al posto giusto. Però sugli appalti serve un commissario ad acta. Qualcuno deve mettere una persona idonea che sappia gestire gli appalti, che sia la galleria, che sia l'acqua marina, che siano anche gli appalti che ricadono sulle persone, come i dipendenti dei musei. Sì. Lì veramente si fanno fregare. Cioè il privato ovviamente pensa al profitto suo, sa che anche se rimanda da un anno qualcosa che doveva presentare 40 giorni dopo, gli costerà comunque meno del fatto di dover lavorare subito, rapidamente, e spostare le macchine da magari un altro appalto dove sta lavorando meglio, eccetera. Quindi direi che il nostro comune, la giunta, ma anche i tecnici sono succubi anche di un sistema europeo che è sicuramente sbagliato, che lascia la mano libera a chi vuole sfruttare anche gli operai. Però veramente non ce la fanno proprio a gestirlo. Quindi, per favore, qualcuno che aiuti il povero di piazza, che gli dia una mano per risolvere qualche problema, perché altrimenti, io fra un poco, uscito di qua, devo andare in una farmacia in via Baiamonti. Come al solito mi tocca andare su per via del Destriero, girare, andare al Burlo, girare di nuovo. Lo faccio da un anno. E ogni volta non bestemmio, però perlomeno un pensierino a Di Piazza e ai suoi collaboratori mi viene in quel momento. Allora, penso che Marco Stabile adesso abbia attraversato la strada e sia direttamente in piazza Garibaldi. C'è mercato anche, no, penso che quelle siano bancarelle stanziali ogni giorno. Sì. Dai Marco, vediamo quello che raccogli adesso, che è luogo tuo quello. Allora, un attimo, lasciateci 20 secondi che Marco stacchi. No, resta lì. Marco stacca pure l'inquadratura, così siamo pronti. Eccoci qua, tanto Toio sa quello che deve fare, grazie, mitico Toio regia, e noi andiamo a farci un giro per compere, diciamo così, per far capire anche che una zona come Piazza Garibaldi, spesso di cui siamo costretti a parlare per episodi di cronaca, per problemi di sicurezza, eccetera, invece è un posto vitale, vivo, che la mattina si anima con tutte queste ambulanti, insomma un posto della città che va comunque vissuto. Tra l'altro Umberto, che è anche esperto di architettura, poi vi faremo vedere anche il palazzo qui dietro, che dopo un restauro è bellissimo, solo nessuno lo guarda, perché dice Piazza Garibaldi, passo e vado. Vado intanto qui dalla signora. Signora, buongiorno, come va con i fiori qua? Insomma, dai, tutto sommato abbiamo subito una flessione, ma riusciamo ancora a reggere. Bene. No, anche perché dicevamo in onda, non si parla spesso di Piazza Garibaldi per episodi negativi eccetera, ma c'è tutta la parte vitale, soprattutto il mattino si dispiega tra qui gli ambulanti, i fiori, qui c'è una parte viva che va valorizzata. Certo, una parte viva che tra l'altro è qua da oltre 50 anni, quindi che regge e che merita di continuare a reggere. Signora, che fiori, che piante ci consiglia in questa stagione? Dai, ci faccia vedere qualcosa. In questa stagione, insomma, abbiamo... Ci faccia vedere qualcosa. Dai. A un battesimo, una cresima, non è niente? Facciamo finta, sì. Facciamo finta, allora regali una bella ortensia bianca. Ecco, il momento delle ortensie. Il momento delle ortensie, sì, veramente la primavera è il momento di qualsiasi roba, no? Quindi c'è l'esplosione della natura della primavera, di tutto. Si può scegliere di tutto. Cosa le chiedono di più i suoi clienti? Noi vendiamo molte rose. Per fare i buchettini, adesso ci sono anche i saggi, ci sono i mughetti, si fanno dei piccoli bouquet da omaggiare alle ragazzine. Quindi le rose vanno sempre per gli innamorati? Le rose continuano, sia per gli innamorati che no.
Benissimo, benissimo, quindi stiamo facendo una bella carrellata, dopo il pesce i fiori. Grazie alla nostra amica, tu chiedo anche a Andolina cosa regala come fiore, che fiore gli piace regalare insomma, alla sua famiglia, a sua moglie, non so, insomma. Andolina, mi dica qualcosa. Non andiamo su argomenti delicati, per favore. No, io da quelle parti passo molto spesso ed è una piazza che mi piace moltissimo, perché è una piazza non è fatta solo di marmo, di palazzi, ma è fatta di gente. E lì proprio è una piazza viva. Ovviamente c'è qualcuno che può dire ci sono brutte facce di gente scura, di pelle, vestita male, eccetera, no? Una volta veniva chiamata Piazza Milošević perché era più che altro fatta di serbi, adesso le etnie si sono così mescolate, eccetera, che qualche volta anche possono patuffarsi, eccetera. Però in realtà gli esseri umani possono anche sbagliare, però è bene che gli esseri umani continuino a esistere in un certo posto. Quindi signora, dai che dopo l'inconveniente auto le facciamo pubblicità, come va qua la situazione? È contenta? Noi sì. Sì. Bene, molto bene. Aspetta che vado qua. Signore, come c'è la merce? Cosa si compra qua? Buongiorno. Cosa si compra, signora? Di tutto, di tutto. C'è roba buona? Sì, bella. Benissimo, vedo che la sta scartabellando. Qua è una specie di Mirella a cielo aperto. Sì, vero. Ecco, la Nedisi, la Neconti, signora. La ne conti un poco? Molto meglio di Mirella qua, assolutamente, c'è roba anche di firma. Di firma? Certo, basta cercare. Basta cercare, cioè bisogna avere quell'istinto da cane da tartufo in mezzo al... Cane da tartufo, esattamente così. Benissimo. No, siamo qua anche per valorizzare questa piazza di cui dicevamo, molto spesso si parla per episodi negativi, eccetera, esatto, ma che la mattina è molto viva. Assolutamente sì. E anche ogni tanto arrivano i carabinieri, la polizia, ma succede tutto nei baretti qua del contorno. Certo. Certamente non qua al banco. Bene. Assistito, non mi dispiace anche il lancio dei jeans, che è tipo sport olimpico, non male, grandissima. Ecco, la Medisi, la Meconti. Una bella sciarpa però. Mi facci vedere. Guardi, questa è lana. Ecco. Adesso io non ho voglia di pigliare una sciarpa invernale, però questo è un ottimo pezzo. Questo è un ottimo pezzo. Umberto, cosa ti compriamo? Ecco qua. Cravatte, se un paio ci di sono. mutandine. La signora suggerisce per Umberto un paio di mutandine con tasca fronte retro. Vedi tu. Insomma, misura 5. Telefonate Tele 4. Sì, siamo in diretta, dica. Bravo. Dica signor di piazza che di novembre sta aspettando che mi faccia il bagno in largo Barriera 6 e mi faccio la doccia in Mastella come 50 anni fa. Se di novembre. Che faccia il bagno? Sì, comunque di farmi il bagno, se carotto, se andrà tutto già l'acqua. Gade farmi, signori, non si è presente. Probabilmente, no? Comunque, mi sto qui in Barriera, se è comune un quartiere. Se di novembre e mi faccio la doccia in Mastella di novembre. Vegno, dica che con quelle dolire che ha, almeno che faccio il bagno. Mi faccio il bagno. Vabbè. Messaggio a Di Piazza, Umberto, che vuoi che ti dica? Che faccio il bagno. Sì, no, vabbè, ma... Scherzi. Okay. Prova a farti la doccia che con la Mastella mi secca dargli sotto a fare di nuovo altri danni alla baba povera. Vabbè. Dove sta lei? Largo Barriera 6. Largo Barriera 6. Ok. Lanciamo il messaggio allora, va bene Umberto? Come no? Anche la signora giustamente dice mi secca farghe un Come danno. vedi però Marco, qua la situazione si affolla, niente signora, ed è un bel vedere, no? Perché come diceva giustamente Andolina, una piazza viva, vissuta, vivace, insomma che la mattina ci dà anche spunto per rivedere un po' l'idea delle venderigole. Dimmi! Dietro di te, perché così ci riallacciamo anche ad un discorso che facevamo, ti ricordi, un mesetto fa con Bernardo. Dietro di te c'è un'altra edicola chiusa oppure è un'attività, magari non riesci a capire se è un'attività sorta al posto dell'edicola che apre più avanti o è proprio un'edicola chiusa? Quella delle chiavi? Ah, forse quella delle chiavi. No, ci sono le chiavi e ci sono altri chiavi. tipi di, sì. Quindi, di libri servizi. vedo qua. No, sono state, diciamo,
Lì passo spesso. Ok, sì. Non so cosa stai vedendo, ma Io sì, vedo i libri, libri. certo, sì, certo. Quando vedo libri io ho un momento Buongiorno, di... salve. Cosa sarebbe bello tra questi libri di seconda mano? Tipo, mi faccio un esempio, dai. Radici. Ah, Radici, bello. Eccolo qua. Alexei. Bello. Ecco, no, abbiamo un esperto in studio, Roberto Bosazzi, che sa. 50 anni fa, che io ho fatto anche un film, anzi sceneggiato in puntate. Perfetto. Anche in belle condizioni, per €1. Questo è un esempio, insomma, della possibilità di acquisto. Scusate, ma sono davanti a una bancherella, quindi triestineggio un po'. Altri libri da consigliare, per esempio, che come dire, magari non ha senso andare in libreria, ma che qui trovate Sì, però insomma un libro, no? Hillary Quinn. Ah, bella Hillary Quinn, 5 colpi per Hillary Quinn. Bellissimo. Qui invece c'è Insomma, questa è una scrittrice. Rosamund Pilcher, Ritorno a casa. Ma 2 su 3 Bosazzi li aveva letti per farle capire, insomma, la cultura del personaggio che abbiamo alle spalle. Bene, qui siete ogni mattina? È il mio hobby questo, quindi. Ma io spesso, non ogni mattina, ma spesso. Leggo almeno 1,5 per settimana. bravo, Quindi consumo. bravo. Molto bravo, grazie per le sue indicazioni. Vedete che Tra insomma l'altro- questa, sapete, è una città che legge. Abbiamo visto anche una di quelle edizioni dei Gialli Mondadori Omnibus che quando io ero bambino negli anni 70 furoreggiavano, erano dei bellissimi libri, devo dire la verità, anche nella... Vabbè, dai, è un po' un viaggio down memory lane, come si dice. Certo. Ok, allora sentiamo, c'è una telefonata. Umberto, ascolta, io ti lascio il tuo ospite. Sì, perfetto, così perché Ti lascio il tuo ospite perché io mi sposterò anche in un'altra pescheria nota per fare il punto sul discorso pesce, che volevamo avere più voci su questo fronte, perché insomma si tratta di quelle cose a cui i triestini tengono particolarmente. Quindi tra poco ci vediamo in un altro punto. Desumo in via Carducci, se posso immaginare. Vediamo se c'è una telefonata in linea oppure se possiamo parlare direttamente noi con il dottor Andolina. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno signora. Stavo per lasciare perché... Grazie di aver atteso, grazie di aver atteso. Io volevo fare un discorso proprio sulla sanità pubblica, che si capisce dall'andazzo che diventerà privata, però mi chiedo una cosa, no? Non solo riguardo a me che sono ancora, diciamo, abbastanza giovane, ma non tanto da trovare ancora un lavoro, perché si sa che superati i 50 le cose diventano difficili. Io, il mio ex marito è morto a 58 anni, quindi ha la pensione molto piccola che devo ancora prendere perché le attese sono lunghe, e naturalmente è stata già integrata perché non riuscivo neanche a prendere 500 euro. Se tutto questo diventerà privato, no? Io mi chiedo, le persone che prendono queste cifre, che non sono l'unica ma sono tanti, soprattutto gli esercenti, perché io per anni ho fatto esercente ma non riesco con i contributi ad avere la pensione, perché si sa come funziona, anche lavorando da dipendente non tutti sono onesti e ti mettevano le ore praticamente che tu lavoravi, come si è visto anche in vari servizi anche ultimamente. In America si sa che le paghe sono diverse da noi, si sa che prendono molto di più, quindi io mi chiedo dove andiamo a finire noi quando siamo malati? Io già ho dovuto fare 2 visite privatamente perché le attese erano non lunghe, si parlava di un anno. Però può capire che con 500 euro di pensione, io sono in un appartamento in affitto di cui pago 150 euro, mi pago le bollette e mostravate anche il servizio sul pesce. Uno non può neanche permettersi di mangiare il pesce se costa troppo in quel giorno. Quindi siccome la salute è una cosa prioritaria, uno dovrebbe non mangiare, diciamo, oppure non pagare le bollette, e trovo questo molto assurdo perché in Italia sono anni che le pensioni, oltre a non essere aggiornate, soprattutto con persone che hanno lavorato anche tanti anni, sono ridicole, e quindi vorrei un'opinione anche dal dottor Andolina e vedere che mi dice, perché così non andiamo da nessuna parte. Grazie signora. Grazie, buongiorno. Ma ricordando sempre il professor Panizzon, ci spiegava che in America il sistema sanitario privato fa anche cose fantastiche, trapianti di 4 arti e cose del genere, però hanno un eccesso di mortalità evitabile di tipo nordafricano. Mortalità evitabile vuol dire morire per cancro dell'utero, che non si deve morire di cancro dell'utero perché bisogna prevenirlo,
di cancro, un aumento del cancro della mammella o della prostata, eccetera. Cioè quando non c'è prevenzione, perché prevenzione in privato non c'è, se non hai soldi perché uno non va dal privato solamente per vedere se sta male, ci va solo quando sta veramente male. Sì. In quel caso gli americani hanno una mortalità evitabile anche per polmonite che per noi vorrebbe addirittura portare qualche volta a un processo per omicidio. E questa è la realtà. Abbiamo visto anche in Lombardia, dove hanno costruito ai tempi di Berlusconi soprattutto, e lo Stato ha anche rimborsato il loro deficit, hanno costruito un sacco di cliniche private, quindi buona parte della sanità lombarda è privata. Abbiamo visto che il privato sotto stress crolla, cioè la mortalità lombarda da Covid è stata eccezionalmente alta, perché insomma va ben per lifting e cosine così non urgenti, anche per mettere un ginocchio, una protesi, con comodo, eccetera. Però quando c'è un'urgenza, bisogna andare in rianimazione, intubarti, eccetera, quello non c'è trippa per gatti. Quindi il privato non gestisce queste cose, queste devono tornare al pubblico. Quindi obiettivamente il modello che abbiamo davanti, che sembra che sia il nostro futuro, perché destra e sinistra in questo campo non sono molto diversi, quindi io non vedo grosse speranze, non credo che voterete tutti per Rifondazione Comunista, lo auspico ma dubito, e quindi credo che il futuro sia di questo tipo, cioè una sanità completamente privata, convenzionata però in un certo senso, ecco. Io volevo chiudere, dottor Andolina, con questa breve riflessione, perché andiamo verso la pubblicità. Storicamente si dice, insomma, si legge che nel nostro paese succede poco, mettiamola così, perché anche l'ultimo ha qualche garanzia. Però mi sembra di capire che in questi ultimi anni si sta cominciando ad erodere anche queste garanzie, nel senso, se la gente è costretta a fare i tour dei supermercati per capire dove prendere queste cose che costano meno, se il ceto medio, perché poi parliamo, se il ceto medio comincia ad avere anch'esso dei problemi, eccetera, siamo sicuri che continuerà a non succedere niente? Ma qualche volta io mi meraviglio che la gente non si arrabbi, ecco, perlomeno non dico che devono andare in strada a spaccare le vetrine, anche perché le vetrine non sono del governo, però insomma neanche col voto non si arrabbiano abbastanza, però penso sia inevitabile, perché in questo momento la situazione è ancora tollerabile perché ci sono i nonni, perché le pensioni storiche non sono male, no? Sono accettabili, con 1.000 euro non so come si faccia a vivere, però in realtà la maggior parte della gente vive così. No, è perché non come me, non deve pagare l'avvocato come faccio io, ma il futuro ci sarà, e questi giovani che adesso vivono anche grazie al nonno, eccetera, avranno una pensione di 500 euro, no? Sì. Perché non stanno, cominciano molto tardi a maturare la pensione. Poi il nuovo modello pensionistico, che ha fatto credo il centro-sinistra, mica Berlusconi, prevede che appunto la pensione sarà sempre sotto i 1.000 euro, quindi noi fra 10-30 anni avremo una popolazione che vivrà come vivono gli abitanti delle favelas sudamericane. E bisognerà vedere se si arrabbiano quella volta. È possibile che il popolo accetterà di guardare Netflix, di avere un tablet che costa anche poco e di vivere come zombie. In questo momento non vedo questa voglia di ribellarsi, però appunto la situazione non può non peggiorare, soprattutto perché il futuro dei giovani è estremamente oscuro. Dottor Andolina, grazie per essere stato con noi, è sempre un piacere parlare con lei. Adesso andiamo in pubblicità, arriverà con noi Zeno Saracino per parlare di spigolature di storia e continueremo a collegarci con Marco Stabile. Allora, rieccoci pronti in attesa di capire dove è finito Marco Stabile. Noi abbiamo una telefonata, però
o non c'è? C'è o no? No. Allora, siamo in compagnia, è tornato dopo 15 giorni fa, era l'ultima volta esattamente, con noi, Zeno Saracino, storico, giornalista, che continuerà a raccontarci delle spigolature storiche, chiamiamole così. Oggi, visto che Marco Stabile, tra l'altro è un collegamento del quale chiedo scusa, ma visto che Marco Stabile prima parlava di pesce, eccetera, rimaniamo in ambiente marino, quantomeno, perché cominciamo un pochettino a parlare delle marine, o comunque dei circoli anche, mi pare, no? Nel precedente appuntamento con dei bagni, se non mi sbaglio, col buon Gullotta, stavamo discutendo dei bagni galleggianti, che erano queste particolari strutture tipiche della Trieste ottocentesca, che erano al largo del Golfo di Trieste e furono una sorta di fantasiosi antenati degli odierni stabilimenti balneari, perché erano sostanzialmente grandi piattaforme ancorate al largo, che erano in realtà cittadelle galleggianti presso cui si potevano trovare ogni genere di servizio e nel quale chiaramente era possibile fare il bagno, ma con la necessaria riservatezza vittoriana, no? E quindi in ambienti riparati, tranquilli, naturalmente anche con indispensabili sale, quali ad esempio le sale per i fumatori, eccetera. Quindi era più, verrebbe da dire che erano quasi più terme, cioè la sì, in un certo senso sì, l'idea è simile a quella delle spa, no? In un certo senso, sì. Che peraltro l'Ottocento è anche un periodo di grande sviluppo, no? Delle spa, in generale del sistema delle terme, poi in ambito austriaco abbiamo Sissi, che è sempre stata grande sostenitrice di trattamenti di salute, eccetera, no? Per cui vi è un rigoglio anche a livello medico, no? In quest'ambito. Ma desumo quelle tipo anche le terme, quelle di Buda, quei bagni di Buda, esattamente, quello è il periodo, no? Esattamente, sì. I classici stabilimenti balneari in stile Liberty o eclettico, che avevano già i loro podromi tra 500 e 600, tra 700 e 800 assumono una funzione maggiormente medica, no? Per cui uno va alle terme per ristabilirsi dalla tubercolosi, dalle tipiche malattie del periodo vittoriano, e si accompagnano all'elemento balneare, no? Perché la persona che vive nell'entroterra si reca alle terme, dove infatti solitamente vi sono ancora delle sopravvivenze in Ungheria, e se si visitano alcune terme storiche vi è anche l'ambiente con i sali di mare, no? Per chi non può andare in spiaggia, no? Con l'idea che uno respira ed è pure ai polmoni, no? Chiaramente invece chi ha la possibilità o chi abita nelle vicinanze si reca presso il mare, e Trieste in tal senso a metà Ottocento è una destinazione molto battuta, specie dai visitatori tedeschi e austriaci. Il mare Adriatico all'epoca è rinomato per la purezza delle acque, ed è lo stesso periodo, avevamo anche accennato con Gullotta, in cui vi sono i primi studi oceanografici, no? Per cui abbiamo una congiuntura di tre elementi, no? Abbiamo stabilimenti balneari a livello di intrattenimento, ma anche di cura del corpo, quindi vi è elemento medico, e nel contempo spesso vi è anche l'elemento scientifico, per cui la persona, ovviamente all'epoca non si parlava di oceanografo, era in termine più generale di botanico, scienziato, si reca a Trieste per studiare la flora marina. Fino a quando si ha testimonianza di questi stabilimenti balneari? Perché abbiamo parlato di stabilimenti balneari, oceanografia, eccetera, mare è stabile, è pronto, credo sia in via Carducci, se non mi sbaglio. Sì, per cui diamogli la linea. A te Marco, di nuovo con noi. Non sento. Posso? Perfetto. No, perfetto. È colpa mia. Eccolo qua. Perfetto. Mi sentite? Perfetto. Adesso dovrebbe essere tutto perfetto. Allora, sempre per il discorso da Grassilli, dal nostro amico che ci ha detto che ci dirà due parole. Eccolo qua, buongiorno. Prima la domanda, dopo l'intervista. Sì, no, ma semplicemente il discorso che stiamo facendo in questo periodo, ovvero crescono i prezzi un po' di tutto, ma i triestini tendono comunque a non rinunciare al pesce, magari si mangia una volta alla settimana, si sceglie con cura, però insomma si cerca di non rinunciare. È così oppure avete registrato un calo? Rispondo? Sì, prego, sì. Allora, i prezzi dipendono da tanti fattori, quindi aumentano e anche sono i prezzi bassi, dipende dal pescato,
dalla stagione e da tanti altri fattori. Sul discorso pesce la gente ha sempre voglia, il triestino, di mangiare pesce, perché fa bene. Certo, poi tra l'altro dicevamo poco fa che si può scegliere anche pesce nostrano diverso da quelli classici, i branzini e l'orate, magari risparmiare qualcosa e mangiare qualcosa di buono che non si conosceva, no? È importante anche educare da questo punto di vista. Per esempio qua vedo gli spari che magari molti non conoscono, vedo i moli che sta inquadrato nel nostro marco. Come no? Noi abbiamo svariati prodotti, abbiamo i pesci poveri, diciamo fra parentesi, che sono buonissimi, e dopo i pesci pregiati che costano di più, però il pesce povero va mangiato perché è fresco, fa bene, è buono. Certo, queste sono cose importanti sempre da tenere a mente. Qui insomma siete un po' una delle pescherie di riferimento per i triestini, c'è tanto giro. In quanti lavorate qui? Adesso siamo in 10. Beh, quindi insomma Sì, un bel impegno. Un bel impegno. In questo periodo diamo un consiglio ai signori che ovviamente da casa ci seguono, un po' tutti iniziano a pensare ai sardoni perché arriva l'estate. Che altro consiglio diamo in questa stagione a livello di pesce? No, ma diciamo che c'è svaria dalle seppie alle palombo, che sarebbe l'asiano strano, le triglie, le oratine di mare. Ma abbiamo ancora tanto pesce, per fortuna, a periodi, dipende molto dal tempo. Il tempo, se è brutto tempo c'è poco pesce, il tempo bello il pesce c'è. Bene, insomma, quindi abbiamo dato un altro punto di riferimento per chi ci segue da casa, per capire insomma anche come diversificare eventualmente gli acquisti. E poi dall'altra parte vedo anche cose diverse, tipo i ricci. Magari noi non abbiamo una grande tradizione, ma in altre parti d'Italia no, sono una prelibatezza in Sicilia e non solo. Certo. Diciamo i ricci è più un prodotto che va molto per quelli del sud, lo sono abituati a fare. Noi i triestini non sappiamo tanto, non siamo abituati a fare i ricci, no? Però pian piano anche il triestino comincia a usare anche questo prodotto. Vedo invece un nostro prodotto tipico, le cozze, i pedoci, che invece si trovano in tutta Italia con il marchio della nostra riviera, che è proprio una filiera importantissima del territorio, che poi esporta proprio i pedoci o cozze. Sì, perché le cozze triestine sono le più buone, devo dire la verità. Le migliori. Quindi pedoce, l'ascotadeo, olio, aglio, prezzemolo? Un po' di vin bianco, un po' di pangarzà e 2 pomodorini. Anche peperoncino. Benissimo, grazie al nostro amico Umberto, ti restituisco la linea in studio. Ok, grazie a Marco Stabile. Io direi allora, Zeno, facciamo così. Anticipiamo di un minuto la pubblicità, se è possibile, così certo, poi continuiamo a parlare con più agio. Andiamo in pubblicità e ritorniamo. Allora, riprendiamo assieme a Zeno Saracino il discorso sugli stabilimenti balneari e sulle marine e diciamo come si passa da questi stabilimenti balneari galleggianti alle strutture che conosciamo noi adesso? Sostanzialmente vi è un progressivo aumento di quello che è il tempo libero a disposizione. Questo è un fenomeno caratteristico dell'età vittoriana che almeno per la classe borghese, ma anche per la bassa borghesia, il tempo libero a disposizione progressivamente sale e sale anche l'idea che nei mesi estivi è possibile recarsi al mare. Per cui vi è un graduale spostarsi degli stabilimenti dai bagni galleggianti, che vengono di volta in volta dismessi, a stabilimenti, per così dire, sulla spiaggia. No? Okay. Nel caso triestino questo è connesso anche alle modifiche della linea di costa, no? Per cui vi è un intreccio che avevo accennato anche con Gullotta, in cui si altera la linea costiera per ragioni portuali, per ragioni chiaramente anche commerciali, più lo sviluppo dell'attuale Porto Vecchio all'epoca Porto Nuovo, per cui vi sono ragioni economiche legate anche all'ambiente del turismo balneare, che progressivamente si allontana dal centro. No? A inizio 800 abbiamo ancora la gendarmeria, gli antecedenti degli attuali vigili urbani, che vedono spesso i ragazzini che si gettano in mare presso il molo San Carlo
moderno, molaudace, no? E progressivamente ci si allontana sempre di più. Barcola acquisisce il suo ruolo di grande stabilimento balneare, tra virgolette, tra fine 800 e inizio Novecento, per cui in epoca relativamente tarda. E i bagni galleggianti in sé vengono progressivamente dismessi nella stessa zona di Campo Marzio, e inizia a formarsi quello che era il bagno Fontana, che sarà l'antenato del Pedocin. No? Questo muro che... il muro risale a un'epoca successiva, no? Anche se in realtà in gran parte degli stabilimenti balneari, ad esempio tedeschi o in generale delle popolazioni nordiche, l'usanza della divisione per sessi era abbastanza diffusa. Ecco. Mi stupisce che questo avvenisse anche al nord, dove fondamentalmente insomma, la vulgata vuole che questo tipo di problemi non se ne facessero. È un'osservazione corretta, perché a livello tradizionale vi è la divisione per generi, no? E nello stesso periodo, tra fine 800 e inizio 900, vi è anche la progressiva nascita di tutti quei movimenti di, come dire, liberazione del corpo, adorazione del sole, gli antecedenti del nudismo, no? In realtà trovano già, anche se all'epoca in ambiente germanico hanno una connotazione molto nazionale, no? Quindi l'idea di ricongiungersi alla terra, eccetera. Quel no? film di Martone, vi è questo filo... Un film di Martone che raccontava, non mi ricordo il titolo, aveva a che fare con Capri, raccontava proprio agli inizi del Novecento di una comunità naturalista, diciamo così, anche litteram, che si stabiliva, solitamente sono giovani studenti universitari, no? Tutto il movimento della liberazione del corpo, però congiunta anche un'idea romantica di nazione, no? E questo dopo si è mantenuto, perché nel senso poi trovo nella Germania dell'Est si è mantenuto tutto il movimento nudista, eccetera, no? Che a Trieste ha anche i suoi collegamenti, no? Perché anche a Trieste il nudismo ha conosciuto uno sviluppo abbastanza rigoglioso dagli anni 20 e 30. Intanto questa città ci sono delle sorprese abbastanza notevoli. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamo e poi dopo riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Un saluto a lei Bosatti, la redazione, a gentili ospiti e tutti quanti i telespettatori di Tele4. Prego. Allora, volevo porre una domanda nella speranza di trovare risposta al gentile ospite. Allora, Villa Sartorio, i cavalli che sono dentro di Villa Sartorio sono in un stato indecente proprio, tanto quanto che gira su internet proprio un video che mette in evidenza in quale pessimo stato si trovano. Volevo sapere se logicamente non si può entrare nella mentalità di tutto, però come logica, se questi cavalli che sono in Villa Sartorio sono, diciamo così, trascurati perché non hanno storico, mi si passi il termine e chiedo la diligenza del pubblico ministero che non sa, diciamo, manutenzione. Grazie, buongiorno. Io non ho capito, stiamo parlando dei cavalli di... I cavalli di Villa Sartorio, no? La domanda era se sono trascurati perché non hanno valenza storica o se vi sono mancanze della pubblica amministrazione, se ho compreso bene la domanda. Però io purtroppo non saprei rispondere, perché non so a quali cavalli ci si riferisca, per cui posso indagare però molto volentieri. Dopo, a livello di gestione della cosa pubblica, sappiamo che vi sono difficoltà. Credo di sì. C'è un'altra telefonata? No. Allora, comunque vi sono 61 musei a Trieste, per cui ma poi vi è sempre difficoltà nella gestione. Può essere anche uno spunto per andare a documentare, insomma. Villa Sartorio cos'è? Villa Sartorio dovrebbe essere la villa di Largo Papa Giovanni, no? Se non erro, quello è il museo Sartorio, che vi è anche il museo Sartorio, Anche il giardino dovrebbe essere adesso soggetto a un recupero, ma parlerò magari un argomento comunque fecondo. Parlerò con chi se ne occupa per capire un pochettino meglio anche. Allora, dunque dicevamo, le marine poi quando nascono in realtà? Allora, in realtà proprio in tal senso vi è un aggancio diretto con i bagni galleggianti. Perché lo storico bagno galleggiante, che era il Soglio di Nettuno, che fu il primo, fondato da Domenico D'Angeli, che era il padre di quel Massimiliano D'Angeli che sarà poi sindaco di Trieste a metà 800,
e ospitò durante gli ultimi anni di costruzione dello stabilimento le prime barche della sezione canottieri della ginnastica triestina. E siamo in realtà in un'epoca ancora proprio ai primordi del canotaggio o delle sezioni remiere, almeno in ambito italiano, italo-austriaco, in quanto siamo nel 1864-1867 circa. 1864 abbiamo la Società Ginnastica Triestina, che è stata fondata da un paio d'anni, che ha una sezione del remo, come viene definito, e che all'epoca non utilizzano le attuali canoe, no? Io dopo non conosco la terminologia tecnica, ma non utilizzano gli iole 8 o le diverse tipologie utilizzate oggigiorno, ma si utilizzavano in realtà pesanti imbarcazioni, venivano definite lancioni o canotti, no? In cui contava soprattutto la forza delle braccia. E in quest'ambito vi è la prima imbarcazione della CGT, che viene denominata con grande fantasia la ginnastica, e viene ospitata all'epoca per un breve periodo al largo dell'odierno Porto Vecchio, all'epoca Porto Nuovo in fase di costruzione, e poi viene ormeggiata proprio presso il Soglio di Nettuno, no? Quindi si utilizzano i bagni galleggianti anche come luogo di ormeggio per queste imbarcazioni sportive. Siamo ancora agli inizi di quella che è la storia dei canottieri triestini. In realtà a livello storiografico le primissime associazioni sia di ginnastica che di canotaggio, ma spesso i due elementi erano congiunti, perché spesso eri canottiere ma facevi anche attività ginnica, ma eri anche atleta. Questa è caratteristica dell'Ottocento in cui fanno più cose, no? Trovi il lottatore, esperto di lotta greco-romana, che però lo ritrovi anche nelle fotografie di fine Ottocento, dove fa ad esempio atletica o lancio del giavellotto, eccetera. Quelli che stanno esattamente, sì. Lotta greco-romana, precorritrice dopo tutto l'avvento delle arti marziali, eccetera. E in quest'ambito le prime società ginnastiche in realtà, almeno dai miei studi, sono società tedesche, no? Sono i tedeschi che aprono la strada. Di solito gruppi di commercianti che fondano proprie associazioni, e nel 1863 abbiamo la prima associazione che invece si presenta dichiaratamente filo-italiana, almeno a livello culturale, che è la ginnastica triestina. Perché ricordiamo anche che a Trieste lo sport, diciamo, in quel periodo aveva una forte connotazione anche, non voglio dire redentista, eccetera, però poco via, ecco, diciamo. Certo, sì, questo è un elemento caratteristico che a livello proprio degli studi di nazionalizzazione delle masse, a livello di trasformazione della nazione, le società sportive hanno sempre una connotazione nazionale, per cui abbiamo solitamente società filo-italiane, società filo-slave, società filo-tedesche, anche se solitamente vi è anche un certo elemento, specie nei primi anni, di trasversalità, no? Per cui le diverse nazioni spesso anche si sovrappongono, per cui possiamo avere soci che parlano lingua italiana però vanno nella società tedesca, no? Nei primi anni, 1850-1860. Poi man mano che ci si avvicina a fine 800 e inizio 900 il clima diventa molto più incandescente, molto più acceso a livello nazionale, per cui vi è proprio una separazione, no? Si parla in tal senso solitamente di trincee della nazione, no? Questa è la tipica espressione della Liga Nazionale. E nei primi anni vi è ancora un clima abbastanza fraterno, ecco. Si gareggia a livello di competizioni, però manca ancora l'elemento tecnico, l'elemento prettamente di competizione sportiva, intesa anche come studio accademico, tecnico delle diverse pratiche, no? L'ambiente è ancora molto rilassato, infatti i canottieri all'epoca avevano fama di, che può sembrare bizzarro, di fannulloni, no? Di gente che andava in barca, dopo si fermava, faceva i picnic, eccetera, no? Questo proprio nei primissimi anni. Dopo c'è un graduale passaggio per cui in realtà la sezione canottieri diventa una delle sezioni più ardue, più dure anche sotto il profilo fisico, no? Per cui vi è questa graduale trasformazione nel corso dell'Ottocento. Quindi diciamo che come dire, nasce proprio dal canottaggio, diciamo così, quella tradizione di circoli, mettiamola così, che abbiamo a Trieste, o non necessariamente? È una storia abbastanza complessa, per cui se ci riferiamo a circoli nautici o marittimi,
abbiamo effettivamente le prime associazioni, che sono associazioni di canottieri e in generale di associazioni nautiche intese come escursioni al largo, no? E successivamente a fine 800 abbiamo le prime società veliche di grande rilievo, quelli che saranno poi ippodromi dell'attuale clima attuale. Okay. E, a livello invece di associazionismo sportivo, le prime grandi associazioni si sviluppano tra 1850 e 1860, e nella fase immediatamente successiva alla primavera dei popoli del 48, no? Quindi alla grande fase di sconvolgimenti che apre comunque la strada a un clima più liberale. E nel 1867 abbiamo una legge dell'Austria-Ungheria, neocostituita Austria-Ungheria dopo le batoste di Sadova e la seconda guerra d'indipendenza, che afferma come è possibile creare associazioni a patto che non abbiano finalità politica. E questo è un elemento che rappresenterà da un lato un vantaggio, dall'altro anche un'evidente croce per le associazioni del periodo, perché non appena la luogotenenza austriaca individuava una finalità politica di qualche genere, l'associazione veniva chiusa. Poi magari adesso bisognerebbe anche in qualche modo circoscrivere le finalità politiche. Cioè, la situazione si è ribaltata. Sì, no, in certo senso, sì. È un po' strano. Sì. Beh, si consideri che all'epoca la ginnastica triestina viene chiusa nel 64, quindi siamo ancora prima della legge sull'associazionismo, quindi in un clima anche molto più opprimente anche per le associazioni, perché aveva in una gita a Capodistria e anche in altre occasioni sparato dei fuochi artificiali che riproducevano il tricolore, no? E quindi nel senso non vi sono argomentazioni particolarmente serie, no? Oppure abbiamo i dispacci conservati nell'archivio di Stato della luogotenenza austriaca, in cui di volta in volta vi è l'osservatore che va a guardare nella palestra se vi sono fazzoletti colorati che possano rinviare il tricolore, o se i soci fischiettano inni che possano ricordare in qualche modo inni di carattere risorgimentale o garibaldino, eccetera. Per cui vi è una ricerca molto in filigrana, che chiaramente dipende da di quale associazione fai parte, no? Perché la ginnastica triestina è sempre stata una sorvegliata speciale in tal senso. Come si direbbe adesso, attenzionata. Esattamente, insomma. mentre invece le associazioni tedesche chiaramente nessuno le sorvegliava. Ecco. Andiamo Zeno in pubblicità, poi credo che anche Marco Stabile debba aver raggiunto fra l'altro un'altra meta. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Allora, rientriamo in studio. Parlavamo appunto con Zeno Saracino della nascita delle società marinari, insomma, poi il termine quale sarebbe esattamente? Ma nel senso dipende da quale disciplina, quale ambito vogliamo individuare. Se vogliamo intendere l'elemento maggiormente sportivo, quindi il canotaggio, o un elemento maggiormente improntato proprio all'esercizio della nautica, quindi società veliche, eccetera. Diciamo nell'Ottocento in realtà erano molto generici, per cui si parla di società remiere, che ci consente di aggirare la domanda, perché in un certo senso abbracciano anche le diverse specialità che si affermano nel periodo, no? Poi io non conosco le singolarità tecniche, diciamo conosco più a livello di studio nazionale le diverse società, però abbiamo lo skiff, i lancioni, poi nel Novecento la Iole, la famosa Iole 8, abbiamo Paladini in collegamento, immagino. No, c'è Stabile. Ok, sempre Stabile. Oggi abbiamo sempre, poi Stabile si sta preparando per il collegamento, credo che adesso sia pronto, ed è con Sasha Colautti dell'USB, perché ricordiamo oggi c'è uno sciopero nazionale di 24 ore. A te Stabile?
Esattamente così, oggi c'è lo sciopero nazionale proclamato dal sindacato di base, uno tra i temi diciamo in cima alla lista delle rimostranze del sindacato è la questione salari, che è un tema legato anche all'aumento del costo della vita e a un adeguamento delle paghe, degli stipendi che sostanzialmente non c'è stato e che del resto vediamo sott'occhio anche noi ogni giorno, basta andare a fare la spesa. Questo è uno dei temi principali che vi hanno portato oggi in piazza. Beh, noi sentivamo un'urgenza che è quella di rispondere a quello che in questo momento è il caro vita che stanno subendo le persone, le famiglie. Io do solo un dato, che quest'anno l'inflazione si è mangiata 2.500 euro di una famiglia, un fatto pesantissimo a cui va risposto ovviamente intervenendo sul salario. Noi diciamo per aumentare i salari bisogna aumentare i salari. Dal 2008 un lavoratore italiano ha perso il 12% di salario reale, questo per noi è ovviamente un fatto inaccettabile, dovuto anche a una contrattazione che negli anni ha indebolito la condizione di vita dei lavoratori, la condizione ovviamente che riguarda il salario, che non ha risposto al recupero del potere d'acquisto. Ecco, uno degli altri temi ovviamente collegati su Trieste per quanto riguarda le questioni sindacali che Colautti sta seguendo di tempo è la questione Wärtsilä, che ci ha lasciato sostanzialmente un po' tutti a bocca aperta, no? Perché si era parlato di grandi gruppi, si era parlato di Christophe, si arriva al tavolo a Roma e sostanzialmente restano due aziende di cui una si tira indietro e praticamente in piedi ufficialmente rimane solo una start-up. Considerando il percorso, le vertenze in tribunale, insomma un anno dopo la situazione si fa molto più pesante. Noi purtroppo fin da quando è stato sottoscritto a novembre da CGIL, Cisle Will, Regione, Governo, Confindustria e ovviamente l'azienda, quell'accordo che ha permesso di sbloccare la fabbrica, cioè di permettere all'azienda di far uscire i motori, noi siamo rimasti da subito molto critici perché non ci sembrava allora che quell'accordo desse le garanzie necessarie sia per quanto riguarda la tutela dell'occupazione, ma soprattutto la garanzia che arrivasse un investitore futuro. C'è un tema che noi poniamo e che sta anche al centro dello sciopero di oggi a livello generale, cioè che il governo non può farsi fare le politiche industriali dai privati. Su Wärtsilä c'è un errore fondamentale, che il governo, il ministero e le parti che hanno condiviso quell'accordo hanno affidato all'azienda, cioè chi se ne sta scappando, la responsabilità di ricercarsi un sostituto. E questo è un errore clamoroso, perché non è accettabile che le politiche industriali di un territorio, soprattutto quello di Trieste, che ha dei vantaggi notevoli che potevano essere offerti anche a quei 25 soggetti che si sono affacciati per la reindustrializzazione e che sono andati persi, ne è rimasto uno che ovviamente non è nemmeno sostenibile dal punto di vista del ritorno occupazionale, stiamo parlando di una start-up che oggi ha 30 dipendenti, quindi siamo davanti una tragedia. Credo che, io ne parlavo ieri con i lavoratori della Wärtsilä, siamo davanti forse a un atto di violenza, che questi lavoratori, come molti lavoratori italiani, subiscano delle politiche industriali che non rispondono a nulla se non ai desiderata delle aziende. Allora, voi sarete qui a partire dalle ore 10 per manifestare, quindi diamo anche l'appuntamento a chi vuole venire a sentire le vostre rivendicazioni qui in Piazza Borsa. Siamo qui in Piazza della Borsa dalle 10 fino all'1, questo è un presidio come se ne stanno svolgendo moltissimi in tutta Italia. Abbiamo proclamato uno sciopero generale perché sentivamo l'urgenza di farlo. Credo che lo sciopero generale, al di là di mobilitazioni che si stanno facendo in giro dell'Italia, sia la risposta necessaria. Il Paese va bloccato sulle questioni del salario perché le persone non ce la fanno più. Grazie a Sasha Colautti dell'USB. Noi, Umberto, ci spostiamo verso Piazza dell'Unità d'Italia per un collegamento che sarà di salsa sportiva invece con Brazzati, direttore sportivo della Pallanuoto Trieste, mentre vedete qui le forze dell'ordine a presidiare la manifestazione USB che andrà in scena dalle ore 10. Noi ci spostiamo in Piazza dell'Unità, Umberto, poi per il collegamento relativo alla Pallanuoto che, come ben sai perché sei diventato un esperto, ha chiuso il campionato al quinto posto in classifica, riconquistando l'Eurocup, ovvero il pass per le coppe europee. A tra poco, di nuovo qui in collegamento. Perché ha battuto due volte la Rari Nantes Savona, una volta per 11-9 e un'altra volta per 10-9. Tutto so ormai di queste cose, non ha più segreti, non ha più segreti per me. Allora,
Torniamo, visto tra l'altro poi oggi è tutto quanto in gergo si chiama enjambement, no? Cioè ogni argomento richiama l'altro. Abbiamo dei sincronismi. Sì, la presenza, mettiamola proprio così, appunto delle marine, delle società in zona Sacchetta. Certo. C'è una datazione anche Allora, mi rendo conto che magari facciamo un salto un po' più lungo. No, certo. Direi dall'ultimo quarto dell'Ottocento vi è questo passaggio in generale sia a livello di canotaggio che di diverse altre discipline a un ambito professionista. In particolare nell'ambito del canotaggio abbiamo il passaggio da questi pesanti barconi, lancioni come vengono definiti, a imbarcazioni molto strette e leggere in cui per la prima volta entrano in gioco le gambe, no? Diciamo a metà Ottocento il classico canottiere era un canottiere muscoloso a livello di braccia, spesso anche contava solo la forza bruta. Questo diciamo, è un elemento di discussione nei mensili del periodo, anche nello stesso mensile della ginnastica che è il mente sana in corpo sano e successivamente il Palladio. E in quest'ambito vi è questo passaggio in cui conta di più il coordinamento, il saper diciamo gestire in gruppo l'esperimento con la canoa, con lo skiff eccetera, no? Per cui vi è un passaggio a un ambito maggiormente sofisticato e io collocherei per quanto riguarda anche la Sacchetta ultimo quarto dell'Ottocento inizio Novecento. Comunque pensavo più che fosse più recente. Vi è poi uno sviluppo molto più rigoglioso negli anni 20 e 30 chiaramente. Ecco, sì, forse allora è un... sì. Sì. Però vi sono già tutti i ippodromi, specie in ambito nautico, a fine Ottocento e inizio Novecento. Infatti vi è un passaggio anche a livello di eredità, no? Abbastanza evidente. Ecco. La struttura diciamo architettonica a cui invece noi siamo abituati da tempo risale a quale periodo? Saranno gli anni 50 probabilmente, penso. Sì. A quale struttura ti riferisci? Sto pensando per esempio non tanto ad Adriaco o alle altre, ma quelle proprio che stanno in Sacchetta, cos'è la Triestina della Vela? Sì, non riuscivo a collocare. Quella è sempre stata una zona diciamo, molto battuta, no? A livello di utilizzo, eccetera. Chiaramente il pontile Istria, la struttura protesa verso il mare risale agli anni 50. Fu anche una delle grandi azioni della ginnastica triestina, che ebbe sempre una sezione canottieri molto viva, molto attiva. Dopo vi è stata la separazione a fine anni 90, ma già in precedenza aveva una sua autonomia, per cui vi è la costruzione di queste strutture che in un certo senso ricordano un po' i bagni galleggianti, perché abbiamo sempre questa struttura ancorata al largo. Però senza dubbio. Mentre per quanto concerne la zona di Barcola, alcuni degli edifici delle società canottiere, alcuni dei più antichi risalgono a fine Ottocento e inizio Novecento, perché abbiamo quello stile del gotico quadrato caratteristico del periodo, una certa ricerca architettonica. Tra l'altro è abbastanza curioso, non credo sia tipico, però comunque rimane abbastanza curioso che voglio dire lo sport come posso dire, influenzi, mettiamola così, non è correttissima secondo me, anche poi buona parte della città, no? Cioè è un tratto, io mi riferisco soprattutto a quelli della Sacchetta, è un tratto abbastanza distintivo, no? della città, la presenza di queste strutture a cui non piacciono, eccetera. Però è bello secondo me che poi sia lo sport ad averle in qualche modo... Sì, si è mantenuta una continuità abbastanza impressionante, no? Per cui anche nel corso del Novecento, persino negli anni 40 della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo una gestione per quanto riguarda la sezione della ginnastica triestina, la sezione nautica, che prosegue nel tempo, no? Per cui si riesce a mantenere una continuità che si spezza per gli eventi storici, però si mantiene uniforme, no? E questo è un elemento notevole, connesso anche a una cura del corpo da parte dei triestini che è abbastanza inedita, no? Vi è questo interesse barra ossessione, dipende dalla prospettiva, per questa cura del corpo che
a mio parere di ascendenza comunque tedesca. Vi sono alcuni elementi sicuramente. Ricordiamo anche che un po' edonismo, un po' salutismo, si intrecciano molteplici correnti. Soprattutto per quanto concerne il sole bisogna fare molta attenzione, lo dico perché sennò la professoressa Zalaudek di dermatologia se la prende come adesso inizia il periodo. Bisogna che ricordiamo anche questo. Allora dovremmo essere pronti per il collegamento con la pallanuoto, che lo vedo però ancora un attimo incerto, ma abbiamo anche una telefonata. Allora vediamo, stabile c'è, quindi allora adesso che risolviamo questo che è un problema esclusivamente di inquadratura, è pronto, è risolto, linea a Marco Stabile. Sì, grazie della linea, ci siamo spostati in Piazza dell'Unità in una veste completamente diversa, perché c'è un bilancio da trarre della stagione sportiva della Pallanuoto Trieste, che ha riconquistato l'Eurocup con il 5° posto in campionato. Siamo con Andrea Brazzati, direttore sportivo della Pallanuoto Trieste. Andrea, una stagione incredibile dal punto di vista dell'impegno, del numero di partite, poi alla fine è arrivato il 5° posto, quindi di nuovo in Coppa anche l'anno prossimo, una stagione in cui si è fatto un ulteriore step di crescita. Sì, una stagione, come dicevi tu, incredibile, bellissima, lunga, siamo stati performanti in tre campionati, la Coppa Italia, il campionato italiano e l'Eurocup. Le cose sono andate bene perché diciamo che in Eurocup siamo arrivati fino in semifinali di Coppa, e per una squadra che è una matricola è un grandissimo risultato. Poi usciti dalla Coppa diciamo che la squadra ha avuto un po' di blackout e quindi abbiamo faticato nel campionato italiano, ma con l'aiuto saggio e con le buone parole del nostro tecnico le cose poi sono andate per il meglio. Ecco, cosa c'è nel futuro della Pallanuoto Trieste, che quindi giocherà nuovamente in Coppa? Come si vorrà adattare a questo impegno che adesso conosciamo, no? Perché la squadra veniva addirittura da stagioni con meno di 20 partite sotto Covid e quest'anno ne ha giocate 54, quindi una rivoluzione anche dal punto di vista dell'approccio fisico, mentale. Sì, diciamo che è faticosissimo per i ragazzi, sono 13 ragazzi, è faticoso essere competitivi su tutti e tre campionati, e si sta pensando insieme al presidente e anche al tecnico di aumentare il roster a 14 ragazzi, proprio per creare, diciamo, quel turnover, fatemi passare, calcistico anche nella pallanuoto, che permetta poi di recuperare meglio delle energie. Diciamo che giocare per 2 mesi di seguito, il mercoledì e il sabato, con i viaggi di mezzo, tante volte non riuscivamo nemmeno ad allenarci, quindi avere questa figura che ci dà un turnover per l'allenatore sicuramente è un qualcosa in più. Ecco, quello che a me, devo dire, ha impressionato è stato il fatto che anche in partite decisive come l'ultima a Savona, tra i protagonisti ci sono sempre stati ragazzi cresciuti a Trieste, Mezzaroba, Podgornik, Mladosic, che non sono, come dire, componenti del roster di virgolette rincalzo, ma sono giocatori che magari prendono il tiro decisivo, fanno la difesa decisiva. Sì, questo è un nostro orgoglio mio personale, della società. 3 ragazzi splendidi, cresciuti proprio dalla Bawaba di Lignano, da quando avevano 8-10 anni, prima nella scuola nuoto della piscina di San Giovanni, poi si sono affiancati, hanno iniziato l'approccio alla pallanuoto per poi ad arrivare fino alla semifinale di Eurocup. Sono 3 ragazzi splendidi, cresciuti da noi, e sono praticamente l'ossatura sulla quale proprio noi col presidente facciamo affidamento per il futuro. Bene, quindi insomma vedremo poi le mosse che arriveranno sul mercato nel corso dell'estate diciamo di rafforzamento, sempre tenendo presente che ci sono i ragazzi ma ci sono anche le ragazze che hanno fatto il risultato di sempre per quanto riguarda la pallanuoto femminile. Sì, un 4° posto delle Orchette, fantastico, diciamo che con il cambiamento l'anno scorso in panchina i risultati dopo 2 o 3 mesi si sono fatti subito vedere. Paolo Zizza, un grande professionista, ha plasmato questa nuova squadra, formata chiaramente da anche triestine, Lucrezia Cergo, Saringan Morte, Giorgio Klatowski, e hanno fatto un grandissimo campionato con alti e bassi, ma poi alla fine si sono riuscite a conquistare questo 4° posto che per un futuro fa ben sperare.
Grazie Andrea Brazzati, in bocca al lupo anche per il lavoro che farete quest'estate di rafforzamento. Passo la linea a Umberto Bosazzi, che ormai ne sa più di me di pallanuoto, perché con il turno domenicale se ne occupa spesso anche lui e si è appassionato della materia. A voi studio. Sì, a me appassiona anche il discorso sui roster, come si dice, insomma, che poi mi hanno spiegato di che cosa si tratta, insomma. Allora, Marco, ci salutiamo o hai ancora... fai ancora qualche blitz? Sembrava, ma non era Credo che ci salutiamo, insomma, mi pare. Umberto, sì, io direi che a questo punto concludi tu, poi noi ci vediamo con i telegiornali 13:20, 19:30, sul fronte pesce sicuramente faremo qualcosa anche poi. Ok, grazie allora, grazie a Marco Stabile. Non so se recuperiamo la telefonata che avevo visto prima, chiedo scusa anche ai telespettatori. Prego, buongiorno. Buongiorno. Posso dire qualcosa? Certo. Contro il primo ministro della Repubblica? Non credo che la RAI non posso dire niente, ma da voi penso che posso dire qualcosa. Sì, non è che da noi può dire quello che vuole, se si mantiene... benissimo, la ringrazio. Buongiorno, intanto, e complimenti per la trasmissione. Prego. Volevo dire questa cosa, io sono un ex maresciallo della polizia penitenziaria, ho fatto 42 anni di servizio. Allora a gennaio hanno detto che aumentavano le pensioni, ma io mi sono visto 4 euro mi sono visto aumentate a gennaio. Adesso con quei 4 euro, con il costo della vita che ha aumentato a 13-14%, cosa compro? Quante volte bevo il caffè? 3 volte? E allora se bevo caffè 3 volte, 3 volte bevo e 27 giorni guardo gli altri come bevi. Giusto? Ok. Giusto, benissimo. Poi la sanità fa pietà. Hanno messo i non vax che si sono rifiutati di vaccinarsi, medici e altri anche, in corsia. Si vergognino! Ma come fanno i cittadini a fare la visita medica? Come fanno? Con uno che non si è mai vaccinato? Io ho fatto 4 volte vaccino, 3 io. Pure essendo a casa. Buongiorno, grazie. Allora, credo che insomma, oggettivamente per la questione degli aumenti delle pensioni vabbè, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Laddove sulla questione dei vax, no vax, eccetera, mi pare di capire che, anche se ho letto in Cina ci sono nuovi contagi, eccetera, però diciamo che insomma l'emergenza è finita, quindi si torna alla normalità e se è possibile, cioè già ci sono pochi medici, se ancora facciamo discorsi del tipo siccome non sono Novax non li rimettiamo in corsia, non so veramente dove andremo a finire, ma questo essendo un argomento molto delicato del quale conosco effettivamente poco, mi limito a questa che è soltanto una battuta e non una considerazione. Allora, continuiamo a parlare di marine, stabilimenti balneari, eccetera. L'Ausonia è del 1909, mi dicevi? Sì, certo, l'associazione Ausonia, no? Diciamo, fino all'800 inizio Novecento abbiamo in un certo senso 2 direttrici per quanto riguarda le società, diciamo l'associazionismo in generale, ma specie quello nautico ginnastico, che sostanzialmente abbiamo un moltiplicarsi dei club e delle associazioni, anche per brevi periodi, con anche un numero di membri abbastanza esiguo, e dall'altro abbiamo un irrigidirsi su posizioni sempre più nazionali, no? Io cito sempre come esempio, per quanto riguarda la ginnastica triestina, la fondazione dell'edificio nel 1871, la parte che oggigiorno è la parte gialla per intenderci, la parte del castelletto, fu una cerimonia di grande rilievo, vennero invitate tutte le principali autorità ed erano presenti sia le associazioni sportive tedesche che le associazioni sportive slovene, no? Per cui vi era questo clima sì in cui ciascuna associazione si riconosceva nella sua nazionalità di riferimento,
ma nel contempo vi era anche l'idea della fratellanza delle nazioni, no? Della fratellanza dei popoli. Mentre invece in simili cerimonie, fino all'800 e inizio Novecento, la ginnastica triestina non invita le associazioni né tedesche né slave in generale, e lo stesso fanno sia i tedeschi che gli sloveni, no? Per cui vi è un progressivo trincerarsi nelle rispettive posizioni, no? Da parte delle associazioni. Dopo vi sono eccezioni, perché vi sono anche associazioni che erano austriache nel senso di cittadinanza austriaca, dunque multinazionale, no? Però sono abbastanza rare. Questo noi poi stiamo toccando l'ambito nautico ginnastico, no? L'associazionismo era molto più ampio, lo è tutt'oggi. Diciamo, Trieste è sempre stata molto feconda a livello di club, comitati, associazioni, raccolte firme, eccetera. E anche all'epoca, ad esempio, abbiamo l'ambiente speleologico che riproduce le identiche dinamiche, perché abbiamo associazioni filo-italiane, filo-tedesche, associazioni austriache, eccetera, quindi l'ambito dell'esplorazione del sottosuolo, perché rientrava anche nell'ambito sportivo, in un certo senso, sportivo-scientifico. O ancora abbiamo il presidente che fonda la ginnastica triestina, Giuseppe Paulina, figura in cui in realtà si sa molto poco, che era un liberale appassionato di ginnastica, e dopo è tra i fondatori, tra i primi soci della Società Alpina delle Giulie, no? Per cui vi è una diretta connessione in tal senso. Però d'altronde anche, questo lo si vede dagli elenchi dei soci delle società del periodo, la ginnastica triestina era talmente ampia a metà 800, 1860-1870, che troviamo anche cittadini tedeschi o sloveni, no? Che si associano per fare sport. Vi è in un certo senso un meccanismo in filigrana per cui abbiamo i soci che praticano attività sportiva, e all'interno abbiamo comitati e associazioni di carattere più proto-irredentista o irredentista, no? Accanto ai canottieri le teste calde sono sempre state la sezione di scherma, gli schermidori, esatto, che poi figure come Napoleone Cozzi, eccetera. Che poi si presume, cioè si dà per scontato che come si chiama, gli schermidori appartenessero anche a appunto famiglie benestanti, eccetera. Non sempre, però non sempre, sì, perché poi è vero che andare per stereotipi diciamo, ci chiaramente questo è il 70%, ecco, il cuore, diciamo, di queste associazioni lo si vede specie con i primi speleologi. Sono solitamente liberi professionisti, no? Che all'epoca erano una classe molto più benestante di quella odierna. Volevo fare una battuta, perché erano giornalisti, avvocati, geometri, architetti soprattutto, tutta la fascia della burocrazia, quindi addetti comunali, anche tutto l'ambito delle assicurazioni, delle società di navigazione, quindi media alta borghesia. Ogni tanto vi erano anche elementi popolari, però faticano a penetrare in quel tessuto, no? Anche perché chiaramente si ritorna all'ambito che avevamo visto nell'ambito balneare del tempo libero. Certo, ti serve tempo per poter fare sport, no? Però, ripeto, queste spigolature sono molto... Vi sono sempre le eccezioni, no? Ad esempio Napoleone Cozzi, che è stato uno dei maggiori schermidori e anche alpinisti tra fine 800 e inizio 900 della ginnastica triestina, era in realtà di professione era pittore, perché dipinse i medaglioni del Caffè San Marco, ecco perché me lo ricordavo, e dipinse anche l'ospedale psichiatrico, lui però era regnicolo, no? Per cui era di cittadinanza italiana, ma aveva trovato lavoro a Trieste, per cui aveva in realtà una condizione abbastanza bassa a livello anche di ricchezza personale. E dopo all'epoca era particolarmente ricercato come pittore, perché sembra che fosse una persona che se gli davi un mese per dipingere un edificio lo dipingeva negli ultimi 3 giorni, no? Per cui aveva ritmi forsennati di lavoro. Questo in particolare con l'ospedale psichiatrico, sembra che lo dipinse proprio nelle ultime 2 o 3 settimane con un lavoro particolarmente alacre. Sì. Zeno, grazie davvero, siamo già alle 10. Grazie per essere stato con noi, ci rivediamo tra un paio di settimane. Certo, quando mi volete sono qui. Sei sempre benvenuto da noi. Grazie ai telespettatori, grazie al dottor Marino Andolina, grazie a Marco Stabile e a Marco Calabrese per i collegamenti. Sveglia Trieste torna domani e noi ci vediamo alle 13, già alle 13 per l'anteprima del telegiornale. Ricordatevi che oggi c'è anche alle 21 Ring e alle 18
Sveglia Trieste, quell'altra roba mia. Trieste in diretta, che si occuperà nella prima parte dell'Open Day del Tartini, e nella seconda parte con Trieste d'Arte visiteremo una mostra molto particolare che si tiene al Mercato Coperto.